Buongiorno e buon inizio settimana, ben ritrovati con la nostra prima edizione in diretta in questo lunedì 16 maggio insieme con tanti aggiornamenti di cronaca, però poi parleremo anche di economia con le ripercussioni della guerra in Ucraina quando si sta discutendo di un sesto pacchetto di sanzioni contro la Russia. Faremo anche un focus con l'INPS del Veneto sul reddito di cittadinanza, quelli che sono stati i dati ma anche i controlli effettuati contro i cosiddetti furbetti. Parleremo anche di assegno unico con gli ultimi dati aggiornati e poi parleremo di donne che lottano contro il tumore e donne che lottano contro la violenza, spesso una violenza che viene perpetrata da ex mariti, ex fidanzati nelle quattro mura domestiche. Ma come detto in primo piano abbiamo la cronaca e allora vado subito a Mestre, in aula bunker, dove è in corso una nuova udienza per il processo della Banca Popolare di Vicenza. Oggi in aula c'era anche l'ex presidente Gianni Zonina, di cui sentiremo poi un'intervista, ma cedo subito la linea alla nostra Ilaria Marchiori. Buongiorno Ilaria. Sì, buongiorno Francesca, buongiorno ai nostri telespettatori. Ci troviamo proprio qui all'esterno dell'aula bunker di Mestre, dove è in corso la seconda udienza del processo per la Banca Popolare di Vicenza. Insieme a me, lo vedete qui, l'avvocato Michele Vettore, l'avvocato difensore di alcune parti civili. Allora, innanzitutto avvocato, cosa sta succedendo in questa seconda udienza? Oggi il processo è entrato nel vivo, diciamo, è iniziata la vera e propria discussione del processo e gli avvocati e i pubblici ministeri stanno esplicando quelli che sono i motivi di ammissibilità o inammissibilità dei singoli atti di appello e poi parleranno delle rispettive istanze istruttorie, illustrandole oralmente. Ecco, infatti proprio per quanto riguarda l'ammissibilità o l'inammissibilità si è parlato insomma finora, perché comunque ricordiamo che la prima ora è stata comunque la presentazione da parte del Presidente della Corte d'Appello Francesco Giuliano di tutti i legali che non erano presenti in aula. Questa dichiarazione di ammissibilità e inammissibilità riguarda soprattutto i due imputati Pellegrini e Zigliotti. E Zigliotto, sì, e diciamo che hanno iniziato parlando l'avvocato Manes e l'avvocato Manfredini, che sono i rispettivi difensori di questi due imputati. Poi ci sono però altri profili di inammissibilità che verranno trattati successivamente. Ecco, ricordiamo che cos'è accaduto con queste due figure per chi magari non avesse seguito completamente la vicenda. È accaduto che, contrariamente agli altri 5 imputati, loro due sono stati assolti e quindi estromessi dal processo di primo grado, quindi con sentenza di assoluzione, sentenza che è stata impugnata dai pubblici ministeri della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza e per cui oggi si ritrovano a dover affrontare un nuovo processo cercando di ribadire quelle che sono le loro posizioni. Ecco, che cosa ci dobbiamo aspettare dalle prossime settimane? Sapevamo che comunque abbiamo una media di 3 udienze più o meno a settimana. Sì, qui bisogna fare un plauso alla Corte d'Appello e anche ai pubblici ministeri, in quanto oggi era previsto lo sciopero nazionale indetto dalla magistratura a livello nazionale e sia il Presidente e i giudici relatori e sia anche i pubblici ministeri, pur aderendo a quelle che sono le motivazioni dello sciopero, scusate forse prima ho sbagliato termine, volevo dire sciopero, e hanno deciso di comunque essere presenti in udienza e portare avanti i propri adempimenti proprio per evitare il rischio di una prescrizione, visto che è un rischio incombente e soprattutto tenuto conto della particolare importanza del processo e quindi hanno ritenuto che fosse preferibile prestare attività lavorativa anziché aderire al 100% allo sciopero anche formalmente.
Ecco sì, quindi è doveroso un plauso. Avvocato, ricordiamo che nel primo processo, quello che si è svolto a Vicenza, ci sono state 127 udienze, ecco proprio qui i numeri per non sbagliarmi, e sono state ascoltate 160 persone, è un numero consistente. Sì, del resto è un processo che è durato circa 2 anni, mi sembra, e l'attività istruttoria è stata intensa e lunga. Ecco, cosa ci dobbiamo aspettare invece da questo processo? Beh, decisamente un'attività istruttoria non così consistente, tant'è che le attività, i testimoni di cui è stata chiesta il riascolto, il riesame sono molto meno. E la calendarizzazione è stata imposta dalla Corte d'Appello con un ritmo abbastanza serrato, in maniera tale che ci si augura che entro luglio il processo possa essere concluso. Ecco la posizione invece di Zonin, sappiamo che comunque è stato condannato a 6 anni, 6 mesi più comunque sanzioni, confische. Che cosa potrebbe accadere nei suoi confronti? Qualunque cosa, siamo davanti alla Corte d'Appello, la Corte d'Appello deciderà se andrà confermata la sentenza di primo grado o se andrà riformata come chiesto dai suoi difensori. Ecco, naturalmente è tutto un divenire, ma questa giornata poi alla fine ci rivelerà più o meno quelle che saranno anche le prossime udienze, anche quelle più salienti. All'esito dell'udienza odierna il Presidente dovrebbe dare una maggior dettagliata calendarizzazione su quelle che saranno le attività istruttorie, anche se a noi come parte civile più che altro interessa arrivare all'ultima udienza, che sarà quella prevista per il deposito delle conclusioni. Perfetto, Avvocato, la ringrazio molto. Se non ci sono altre domande dallo studio io restituisco la linea. Marchiori, grazie a Sandro Ponchio e grazie naturalmente all'Avvocato per averci dato queste ulteriori informazioni in merito a questa nuova udienza del processo Banca Popolare di Vicenza. Come detto, in aula è arrivato anche l'ex presidente Gianni Zonin, che la nostra Ilaria Marchiori ha avvicinato pochi minuti fa, e ora sentiamo le sue parole. Dovremmo essere in grado di sentire l'intervista raccolta proprio in aula bunker. Cosa si aspetta comunque da questo processo? Ma quello che mi sono sempre aspettato e in cui credo fermamente è che emerga l'innocenza del sottoscritto, perché io ho lavorato con impegno, con onestà e con serietà. Forse più di qualcuno si è dimenticato di come, perché sono stato in banca per quasi 20 anni e la banca è cresciuta ogni anno e quindi abbiamo distribuito cifre importanti di dividendi, perché parlando in vecchie lire abbiamo distribuito quasi ogni anno per 18 anni su 20 oppure su 17, su 19 abbiamo distribuito ogni anno una media di 100 miliardi. Mi sembra che abbiamo fatto un servizio importante per il territorio. I cambi di strategia, i cambi di regolamento, il cambio delle leggi dovuti all'entrata in vigore di leggi che noi non conoscevamo, non immaginavamo, che hanno scombussolato tutto il mondo dei popolari, soprattutto il mondo dei popolari. Ha fatto un decreto legge per passarlo da una banca cooperativa a una banca privata, quindi stati prese delle decisioni forti. Ha fiducia nella giustizia? Sempre, sempre. Non di tutti i giudici, ma della giustizia sì. Prima di
continuare con la cronaca, vi mostro il sondaggio che vi presentiamo oggi come tutti i lunedì ed è relativo alla polemica scoppiata dopo la 93esima adunata degli alpini a Rimini, quelle presunte molestie segnalate. Bene, vi chiediamo alpini e presunte molestie, sospendere le adunate, perché lo ricorderete, ne abbiamo parlato, è stata avviata una petizione online web per chiedere appunto la sospensione per 2 anni delle adunate, in modo simbolico, per far capire insomma quello che accade, e questa insomma la motivazione che sta all'origine della petizione. Se la vostra risposta è sì, possiamo rivedere un attimo, eccolo qui, lo vedete sotto, 0422 162 6691 se la vostra risposta è sì, se la vostra risposta è no il numero è 0422 162 6690. La chiamata è gratuita, è sufficiente uno squillo, anche se sentite occupato non preoccupatevi, perché la vostra chiamata, la vostra risposta verrà correttamente registrata. L'esito del sondaggio questa sera nel corso di Ring, in diretta come sempre su Antena 3 a partire dalle 21:15. E come detto andiamo avanti con la cronaca, con l'esplosione ieri in una villetta di San Donà di Piave, lotta tra la vita e la morte, il 42enne è rimasto investito dalla deflagrazione. Un gran boato, tanta paura perché non sapevo, sono corsa fuori e ho visto il disastro. Federico Serafin sta lottando tra la vita e la morte al centro Grandi Ustionati di Padova. L'80% del suo corpo porta le conseguenze dell'esplosione delle fiamme che ieri pomeriggio hanno sventrato la sua abitazione di via Zanutto, terrorizzando i residenti. Ho sentito che diceva aiuto, ha detto mio figlio, e l'hanno sentito gridare aiuto. Mentre ancora oggi si stanno ammassando le macerie della villetta a San Donà, i carabinieri sono al lavoro con i tecnici dei vigili del fuoco per determinare l'esatta causa dell'esplosione. Quasi certamente la fuga di gas di cui già si parlava ieri, ma bisognerà capire cosa l'abbia provocata, se un incidente, un guasto o un gesto volontario, visto l'inquietante precedente. 5 anni fa il 42enne, provato da un momento di depressione, si era barricato in casa con una motosega prima che i carabinieri lo facessero desistere. Ieri sul posto, squadra dei vigili del fuoco con 25 uomini impegnati, con loro il reparto USAR e i cani specializzati nel trovare le persone sotto le macerie. Il timore è che ci fosse qualcun altro sepolto tra i muri crollati della villetta. Fortunatamente la compagna dell'uomo era fuori casa. Un'esplosione tremenda che ha scaraventato il 42enne fuori sul giardino. Noi abbiamo sentito un forte boato, io e la mia coinquilina, e siamo subito corse in strada per vedere cosa fosse successo. Abbiamo trovato proprio qui nell'angolo il ragazzo che era rannicchiato per terra, dolorante e tremante. Sì, che abbiamo iniziato a chiamarlo in modo che lui si potesse alzare per venire fuori dall'abitazione. Ma c'era ancora fuoco? Sì, c'era ancora fuoco dentro la casa, però non era ancora propagato. I vestiti erano completamente bruciati e aveva solo un pezzo di maglietta che era attaccato alla testa. I vicini sono ancora sotto shock, tra questi anche una donna ucraina, ospite di una famiglia. Quel botto fortissimo ha risvegliato in lei il terrore della guerra dalla quale è scappata. E 2 anziani sono rimasti intossicati in un incendio che si è sviluppato nei garage di un condominio di Caselle di Selvazzano in provincia di Padova, evacuati i condomini. Fiamme e paure in un condominio di via Santa Maria Ausiliatrice a Selvazzano. L'incendio, provocato da un guasto all'impianto elettrico di un vecchio frigorifero posizionato in un garage, ha messo in fuga i residenti dello stabile. 2 anziani hanno trovato invece riparo nel bagno e sono stati salvati dall'intervento dei vigili del fuoco, che li hanno raggiunti con il cestello elevatore. La coppia è rimasta leggermente intossicata dal fumo respirato e quindi è stata portata in pronto soccorso. Le fiamme si sono propagate intorno alle 17:30 di domenica pomeriggio. I proprietari del garage si sono accorti subito e hanno cominciato a dare l'allarme, suonando a tutti gli altri condomini. I 2 anziani, che pare abbiano problemi di deambulazione, si sono rifugiati nel bagno per evitare di respirare cenere e fumo. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco, arrivati da Padova e Abano Terme. I carabinieri invece hanno chiuso il traffico lungo via Santa Marta e via Santa Maria Ausiliatrice nella frazione di Caselle. Dopo aver domato le fiamme, i pompieri hanno iniziato a fare la verifica strutturale del condominio. Per sicurezza tutti i residenti sono stati evacuati in attesa del completamento del monitoraggio dei danni. E restiamo nel Padovano con un incidente lungo le strade. Un'auto si ribalta, finisce contro una colonnina del gas. 5 i feriti.
5 persone sono rimaste ferite in un incidente stradale a San Giorgio in Bosco, in via Lobia. L'auto su cui viaggiavano si è ribaltata per cause ancora in corso di accertamento. Lo schianto è avvenuto sabato sera. Il conducente all'improvviso ha perso il controllo del mezzo, che si è ribaltato fermandosi al centro della strada dopo aver distrutto una colonnina del gas. Un impatto molto violento. I 5 occupanti sono rimasti feriti e sono stati soccorsi dai sanitari del 118 e portati in pronto soccorso. Sul posto anche i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza e verificato i danni alla colonnina del gas in attesa dell'arrivo dei tecnici per la riparazione. E adesso continuiamo in qualche modo a parlare di cronaca, perché nei giorni scorsi vi abbiamo dato notizia di diverse operazioni delle Fiamme Gialle in Italia, in Veneto, che hanno portato alla luce i cosiddetti furbetti del reddito di cittadinanza. Sappiamo che da quando è stata istituita questa misura c'è stata una forte collaborazione tra INPS da una parte, che eroga questa misura, e dall'altra le forze dell'ordine chiamate a controllare che vengano rispettati, che siano rispettati i requisiti per ottenere questa misura che il governo ha inserito a fronte della crisi economica che c'era stata con la pandemia. E allora è anche prima della pandemia, perché lo ricordiamo è stato istituito con un decreto legge del 2019. C'è una grande discussione proprio anche in queste settimane intorno al reddito di cittadinanza per tutte questi fatti di cronaca venuti alla luce dai controlli delle forze dell'ordine, vuoi anche perché molti imprenditori denunciano la carenza di personale proprio legata in qualche modo al reddito di cittadinanza. Ma allora ci concentriamo sul reddito di cittadinanza, su quelli che sono i dati per quanto riguarda il Veneto, e poi anche magari facendo un focus provincia per provincia, e vediamo anche quelli che sono appunto i dati emersi dai controlli che INPS e forze dell'ordine portano avanti da anni in tal senso. Saluto il direttore dell'INPS del Veneto, Antonio Pone. Buongiorno direttore, ben ritrovato. Buongiorno a lei, buongiorno agli ascoltatori. Allora, innanzitutto ricordiamo, direttore, di che cosa stiamo parlando? Che cos'è il reddito di cittadinanza? Il reddito di cittadinanza è una misura di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale. Quindi nasce come una misura di carattere assistenziale, ha però una natura mista, cioè non è un semplice sussidio. La persona che riceve il reddito di cittadinanza deve essere anche disponibile a ricevere eventualmente dei percorsi di formazione piuttosto che delle offerte di lavoro, e la prestazione è condizionata al fatto che in caso di offerta da parte del settore pubblico, da parte della regione, da parte dei centri per l'impiego, vi sia una risposta positiva da parte dell'interessato. Quindi è una misura caratterizzata dall'applicazione del cosiddetto principio di condizionalità. Io Stato intervengo a tuo sostegno, lo faccio però non a fondo perduto, lo faccio nella misura in cui tu ti impegni a rispondere positivamente a delle offerte di riqualificazione professionale o di inserimento lavorativo che ti faccio pervenire. Che requisiti bisogna avere per ottenere questo reddito di cittadinanza? I requisiti sono sostanzialmente innanzitutto di cittadinanza, di residenza e di soggiorno. Okay? Bisogna essere cittadini italiani oppure stranieri ma in possesso di un permesso di soggiorno di lungo periodo, bisogna avere la residenza in Italia. Occorre avere dei requisiti soprattutto reddituali e patrimoniali, nel senso che bisogna avere un ISEE inferiore a una certa soglia, che è una soglia ovviamente molto bassa, è ovviamente una soglia che, come l'ISEE prevede, considera non solo il reddito della persona ma anche il suo patrimonio e lo pondera attraverso la considerazione delle persone che fanno parte del suo nucleo familiare e quindi dei carichi familiari. Non basta questo, perché la persona non deve essere oggetto di misure cautelari, non deve essere ovviamente agli arresti, non deve essere detenuta, né deve avere ricevuto condanne definitive per reati di particolare gravità. E allora veniamo un po' ai numeri che danno anche la fotografia di quella che è la situazione. Noi ne avevamo parlato spesso anche con i sindacati sin dall'inizio, da quando è stata introdotta la misura, ed era
emerso come in Veneto rispetto al resto d'Italia i numeri fossero nettamente inferiori. Allora cerchiamo di capire intanto a livello nazionale i numeri per quanto riguarda la nostra regione, il Veneto, quindi quante sono le domande per reddito di cittadinanza da quando è stata introdotta la misura ad oggi, per capire se sono aumentate o se sono invece diminuite nel corso degli anni. Diciamo che la cosa importante per i cittadini che ascoltano è sapere grosso modo l'incidenza percentuale. Normalmente quando si tratta di prestazioni il Veneto pesa circa il 10% del totale nazionale su quella specifica prestazione. Ecco, quando parliamo di reddito di cittadinanza parliamo di una prestazione in cui la pesatura del Veneto rispetto alle altre regioni è molto più bassa, perché siamo attorno al 3-4% del totale delle domande. Cosa significa? Che è una prestazione che qui viene richiesta poco. Per quale motivo? I motivi possono essere di varia natura. Sicuramente c'è anche una tendenza di carattere probabilmente culturale legata un po' alle caratteristiche della nostra società, del nostro sistema economico e sociale veneto. Dall'altra parte c'è un tema anche legato al fatto che le sacche di rischio di esclusione sociale, le sacche di povertà particolarmente intensa, sono concentrate prevalentemente nei conglomerati urbani, e infatti dove ci sono grandi città, grandi metropoli, si riscontra ovviamente una maggiore richiesta in percentuale di domande, e poi nelle regioni del meridione d'Italia. Diciamo che regioni come la Campania, la Sicilia, la Puglia, la Calabria in proporzione hanno una sovrappesatura che fa da contraltare alla pesatura che ha il Veneto relativamente a queste domande. E allora con la grafica, le tabelle che mi ha inviato lei sono molto importanti come supporto, riusciamo anche a leggere. Allora vediamo in Veneto i dati, vediamo dal 2019 al 2022, naturalmente gennaio-marzo, quindi per il 2022 è ancora un dato limitato. Quindi facendo riferimento al 2021 che sono i 12 mesi vediamo che in effetti le domande sono diminuite, perché partivamo da 61.705, questi sono nuclei richiedenti, però giusto direttore? Esatto. Mi aiuti a leggere questa tabella? Allora questa tabella di fatto è esplicativa di quello che dicevo prima in estrema sintesi. Il Veneto pesa rispetto al totale nazionale una percentuale che inizialmente era quasi il 4% e adesso sta scendendo al di sotto del 3% del valore assoluto. Le domande sono tendenzialmente in diminuzione, le spiegazioni sono molteplici. Ricordiamoci che anno è stato il 2020, addirittura per coloro i quali non avevano nemmeno i requisiti per il reddito di cittadinanza, il governo intervenne con una misura, il reddito di emergenza, una misura temporanea che non era una misura mista come il reddito di cittadinanza, era una misura meramente assistenziale, un reddito di povertà a tutti gli effetti, no? Quindi evidentemente il 2019, in particolare il 2020, sono 2 anni che sono stati caratterizzati, il primo dall'essere il primo anno di applicazione, il secondo dall'essere l'anno in cui per effetto della pandemia e del lockdown molte persone hanno avuto difficoltà a sostenere il proprio reddito, perché il governo è intervenuto anche con i cosiddetti bonus Covid. Via via nel tempo, secondo me, una parte della spiegazione di questo calo delle domande è anche legato al fatto che rispetto al 2019 via via sempre più evidente che lo Stato sta agendo in 2 direzioni. La prima è quella dei controlli ex post, e su questo da subito c'è stata una forte intesa con le forze che operano in questo campo, in primis la Guardia di Finanza, ma devo dire che l'INPS ha fatto operazioni molto importanti anche con i carabinieri, anche con la polizia locale. Devo dire c'è una grossa collaborazione con la rete dei sindaci, e non poteva che essere così, posto che la norma del 2019 che lei ha citato crea il reddito di cittadinanza e lo rende operativo nel giro di un mese. Faccia conto che il 6 marzo del 2019 già si potevano presentare le domande. È evidente che tutta la parte di controlli cosiddetti ex ante, cioè controlli preventivi, non potevano essere pronti perché richiedono una cooperazione, una collaborazione tra banche dati di amministrazioni diverse che ovviamente non c'era il tempo tecnico per fare decollare. Quindi ci si doveva concentrare solo
sui controlli cosiddetti successivi, che sono stati fatti in maniera molto efficace, poi vedremo i numeri, sicuramente hanno anche dissuaso chi pensava che questo fosse uno strumento, diciamo così, accessibile, pur non essendo in possesso dei requisiti per potervi accedere. Poi mano a mano sta cambiando la strategia, o meglio si sta completando, perché a far data dal 2021 i controlli preventivi sono sempre più efficaci. Cosa significa il controllo preventivo? Che quando entra una domanda in procedura c'è un controllo incrociato in banche dati di diverse amministrazioni per verificare se è vero ciò che è stato dichiarato all'atto della domanda. Faccio un esempio: ho dichiarato di non possedere un'automobile. Oggi, a differenza che nel 2019, attraverso l'accesso al pubblico registro automobilistico, noi riusciamo a verificare, prima di processare la domanda, se quel dato risponde al vero o meno. Questo è solo un esempio dei tanti dati che via via stanno venendo implementati. Da questo punto di vista, nel tempo, le persone quindi hanno potuto sperimentare che questo è uno strumento che puoi chiedere solo se effettivamente hai i requisiti per poterlo chiedere, e quindi è anche fisiologico un calo rispetto ai primi 2 anni che abbiamo detto essere anche stati caratterizzati da una situazione eccezionale come quella della pandemia. Veniamo adesso ai dati che a livello di cronaca probabilmente più sono di impatto. Io qui ho una tabella con domande decadute e domande revocate. Innanzitutto le chiedo di spiegarci che cosa si intende per domande decadute e per domande revocate, e poi guardiamo i dati. Allora, la domanda decaduta è una domanda in cui vengono meno i requisiti. I requisiti potevano essere presenti nel momento in cui la persona ha fatto la domanda, ma nel momento in cui questi requisiti, nel corso del percepimento dell'assegno, ricordiamo che la percezione dell'assegno dura 18 mesi, può succedere che alcuni di questi requisiti vengano meno. Può venire meno il requisito di residenza, può venire meno il requisito reddituale, perché magari è salito. Posso aver trovato un'occupazione, insomma tutta una serie di elementi che in assoluta buona fede, voglio dire, e assolutamente fisiologicamente, possono portare la persona che fruisce del reddito di cittadinanza a decadere dal diritto, cioè a perderlo, e a perderlo a far data da quando si verifica l'evento che determina il venir meno del requisito. Ad esempio, da quando ho trovato un lavoro che mi consente di avere un reddito che supera la soglia ISEE, che mi consente a quel punto di fare a meno della prestazione. Quindi qui siamo in un rapporto, diciamo, assolutamente positivo e corretto, cioè dove non c'è frode, dove non c'è dolo. Le revoche sono invece più squisitamente riconducibili a quelli che poi giornalisticamente si è preso a chiamare furbetti del reddito di cittadinanza. Le revoche sono il venir meno di reddito di cittadinanza a far data dalla data della domanda, quindi dall'inizio, perché a seguito dei controlli successivi si verifica che il requisito non c'era e che probabilmente nei casi più gravi il richiedente ha posto in essere delle dichiarazioni mendaci pur di avere la prestazione. In questi casi la revoca opera a far data dal momento in cui è stata fatta la domanda, quindi fin dall'inizio, e c'è anche il recupero delle somme erogate dal momento in cui si è iniziata l'erogazione della prestazione al momento in cui, a seguito dei controlli, è stato verificato che non sussistevano i requisiti. Ecco, queste sono esattamente le casistiche che poi spesso vanno anche sui giornali nei casi più gravi, laddove si scoprono, diciamo così, dei veri e propri reati di truffa a carico dello Stato, quando le persone, pur di percepire l'assegno, hanno posto in essere dei raggiri o hanno dolosamente dichiarato il falso. Quindi possiamo dire che dal 2019 ad oggi sono 5.233 i cosiddetti furbetti, o comunque insomma le domande revocate per i motivi che lei ci ha spiegato. Complessivamente sì. E in che modo avvengono questi controlli? Cioè noi arriviamo a dare notizia dell'epilogo di tutta la vicenda, quindi dando i numeri e raccontando delle storie, ma come si arriva? In che modo avvengono questi controlli incrociati che vedono INPS da una parte e forze dell'ordine dall'altra?
Ci sono due linee d'azione. Allora, innanzitutto c'è un protocollo d'intesa chiave, diciamo, a livello nazionale, in particolare con la Guardia di Finanza, ma anche con i Carabinieri. Ci sono tutta una serie di scambi di informazioni di liste di soggetti da controllare. La Guardia di Finanza e i Carabinieri fanno una serie di verifiche con i poteri che hanno loro, noi facciamo una serie di verifiche con accessi a banche dati, si mettono assieme le informazioni, queste liste sono passate a livello territoriale, trasmesse direttamente dai comandi generali di queste forze ai comandi territoriali per la prosecuzione delle indagini e le verifiche di concerto con le INPS locali. Questo è un primo canale. Un secondo canale, particolarmente devo dire vivo qui in Veneto, è la collaborazione locale. C'è una fortissima intesa, devo dire, in particolare col Comando regionale della Guardia di Finanza su questo tema, e moltissime operazioni che sono state realizzate, ad esempio anche quella della settimana scorsa, sono proprio il frutto di intese operative raggiunte a livello locale, anche perché si vanno ad esplorare, se possibile, diciamo così, delle modalità sempre nuove in cui potrebbe articolarsi una possibile frode, e quindi, diciamo, a livello locale si cerca di leggere anche le dinamiche che ancora non sono state oggetto di ricostruzione a livello centrale. Quindi una doppia linea di azione, centrale e locale. E poi abbiamo, adesso cerco di ingrandirlo, però lasciamo tutto il discorso sul reddito di cittadinanza. Intanto chiedo alla regia di avvertirmi appena abbiamo Filippo Fois in collegamento, e chiedo già, direttore, di pazientare, la interrompo pochi minuti perché abbiamo il collega che poi è dei Carabinieri e poi deve scappare. Abbiamo Filippo Fois in collegamento per il recupero da parte dei Carabinieri di un quadro rubato, pensate, ben 12 anni fa in Francia. Buongiorno Filippo. Buongiorno Francesca, buongiorno ai nostri telespettatori. È stato il quadro che è un dipinto di San Girolamo, un dipinto che raffigura San Girolamo, un dipinto di scuola francese del 1700, era stato rubato la notte tra il 30 e il 30 luglio del 2020 dalla chiesa di Saint-Pierre à Savigny in Francia. È stato ritrovato da parte del Comando di tutela del patrimonio culturale a distanza per l'appunto di 12 anni, mentre stava per essere battuto all'asta qui in Veneto. È stato naturalmente recuperato. Oggi sono arrivati il sindaco della cittadina francese, a cui è stato restituito il dipinto, del quale non si è ancora riuscito a ricostruire tutto il viaggio nel corso di questi 12 anni. Però c'è anche da aggiungere una cosa: sicuramente è passato di mano in mano, soprattutto in Francia, e con un certo orgoglio, forse anche legittimo, il comando dei Carabinieri qui stava sottolineando il fatto che mentre in Francia era riuscito a girare indisturbato, appena entrato in Italia è stato immediatamente localizzato. Questo perché c'è un'enorme banca dati fotografica anche di tutte le opere d'arte rubate, comprese quelle che sono rubate all'estero, e in primo luogo in Francia, con la quale c'è una stretta collaborazione che permette una comparazione tra tutte le opere d'arte che vengono messe in vendita in tempo reale, e tra l'altro con l'utilizzo anche di un'alta tecnologia, per cui si può vedere l'esatta corrispondenza tra il quadro che era stato rubato e quello che viene venduto. Il quadro è stato ritrovato, come detto. Oggi abbiamo anche assistito all'impacchettamento, perché sarà preso da un corriere che lo riporterà in Francia, e in una chiesa dove è oggetto di venerazione, un quadro molto importante, soprattutto dal punto di vista religioso più che dal punto di vista economico. Grazie davvero Filippo, tu devi scappare perché devi andare per un'altra vicenda di cronaca, che io adesso chiedo alla regia di far vedere le immagini, ma se ci vuoi tu anticipare che cosa è successo alla Basilica del Redentore. Purtroppo è stato un brutto risveglio quello di oggi per la Basilica del Redentore, forse lo state già vedendo dalle immagini. Sì, stiamo vedendo dal sito del Gazzettino.it, scusami Filippo se ti ho interrotto, prego. Ecco, una parte della facciata, come vedete, è stata deturpata. Adesso andremo anche a sincerarci con che cosa e come. Vedete questa enorme chiazza rossa con delle scritte a prima vista indecifrabili che ci sono state fatte sopra. È veramente un fatto molto grave, perché non occorre neanche spiegare l'importanza che ha la Basilica del Redentore per Venezia e per i veneziani, non solo dal punto di vista artistico ma anche dal punto di vista devozionale.
E allora ti lasciamo andare a fare le immagini, poi vedremo tutto questa sera nei nostri telegiornali serali. Grazie a Filippo Fois, buon lavoro, grazie. Grazie a voi. Grazie. Torniamo dal direttore dell'Inps del Veneto, Antonio Pone. Abbiamo fatto un quadro molto preciso del reddito di cittadinanza, partendo dalle origini, arrivando poi a quella che è la fase dei controlli che portano poi alla luce i cosiddetti furbetti del reddito di cittadinanza. Adesso invece facciamo un approfondimento per quanto riguarda l'assegno unico universale che va a sostituire gli assegni familiari, entrato in vigore proprio la novità di questo 2022. Qui abbiamo una tabella, intanto diamo il dato, direttore, per quanto riguarda il Veneto, spiegando anche la differenza, perché noi vediamo due voci: totale domande e totale schede. Sì, allora ogni domanda è riferita a un nucleo, quindi il richiedente è il nucleo, ok? Le schede sono riferite ai figli, quindi una domanda può contenere più schede che corrispondono appunto ai figli per i quali si chiede l'assegno. Quindi abbiamo 385.000 rotti nuclei, quindi 385.000 richiedenti, domande, mentre i figli alle quali queste domande si riferiscono sono 635.000. Diciamo che nella distribuzione per numero di figli la modalità largamente prevalente è un figlio barra 2, nel senso che sono diciamo un po' è una testimonianza del fatto che il tema della denatalità è un tema che caratterizza il Veneto, ma caratterizza più in generale questo paese. Quindi la media dei figli è bassa, poi ci sono anche famiglie più numerose che chiaramente alzano un po' la media. Infatti vediamo che grosso modo il numero dei figli è poco inferiore al doppio del numero delle domande. Diciamo che siamo a buon punto. Voi sapete, ed è importante ricordarlo agli ascoltatori, che la domanda di assegno unico si può fare fino al 30 di giugno, quindi c'è ancora tempo, grosso modo un mese e mezzo per farla, potendo recuperare gli arretrati da quando la misura è entrata in vigore, ossia dal 1° di marzo. Quindi ci aspettiamo un ulteriore incremento di queste domande, che già sono comunque numerose, da qui a giugno, perché le persone che faranno domande in questo periodo recupereranno la misura per intero. Dal 1° di luglio in avanti la domanda consente di avere diritto alla misura sostanzialmente solo dal mese in cui si fa la domanda, e quindi diciamo così non consente più il recupero diciamo così retroattivo. È importante quindi che chi ancora non ha fatto la domanda per questa misura la faccia, e la faccia nel giro delle prossime 6 settimane, perché poi rischia di perdere le mensilità di marzo, aprile, maggio e giugno. Diciamo che questa misura onnicomprensiva, che di fatto riassorbe tutta una serie di misure che erano preesistenti precedentemente, su cui il governo ha messo sopra altri 6 miliardi, quindi l'ha finanziato ulteriormente, e che ha l'obiettivo di far sì che in qualche modo ci sia la possibilità, diciamo, di avere un importo che incida maggiormente su quelle che sono le scelte economiche. È una prestazione condizionata di ISEE, quindi da questo punto di vista occorre fare confidenza con questo strumento per chi in passato magari per motivi legati al tipo di professione che svolge non aveva avuto modo di avere confidenza con questo strumento, però anche in assenza di presentazione di ISEE, diciamo così, lo si percepisce, naturalmente lo si percepisce nel caso con un importo minimo per figlio. Per chi presenta la domanda associando l'ISEE, diciamo che il decalage, cioè la riduzione degli importi, arriva fino a fasce anche molto alte di ISEE, fino a 40.000 euro, quindi è una misura insomma in cui anche persone che hanno un ISEE non proprio bassissimo conviene presentarlo, perché diciamo c'è una maggiore riduzione di importo rispetto al presentare la domanda senza ISEE. Ultimissima domanda flash, direttore. Avevate una stima di quelle che potevano essere le domande che potevano arrivare? C'era insomma una platea o è difficile avere un dato, era difficile alla vigilia avere un dato di questo genere per capire insomma quante domande alla fine potrebbero arrivare in Veneto? Allora, è ovviamente difficile, però visto che mi ha chiesto un dato flash rispondo. Oggi secondo me, con la stima che ho in mano, sulla base dei dati che le ho fornito, siamo attorno all'85% della platea che volevamo coprire. E quindi insomma ancora
molto lavoro per l'Inps. Grazie davvero al direttore dell'Inps del Veneto, è stato molto importante come sempre il suo intervento, perché ci ha dato con i numeri alla mano proprio lo stato della situazione sia per il reddito di cittadinanza sia per l'assegno unico universale. Grazie davvero, torneremo ad aggiornarci presto con Antonio Pone, direttore Inps del Veneto. Grazie e buon lavoro, direttore. E adesso noi abbiamo qualche minuto di pubblicità, ma state con noi perché c'è ancora molta cronaca e poi parleremo dell'impatto economico della guerra in Ucraina. In queste ore si stanno discutendo ulteriori sanzioni nei confronti della Russia e c'è un'analisi della Commissione europea che parla di un grave impatto per l'economia italiana nel caso si arrivasse al blocco del gas. Ci vediamo tra pochissimo. Siamo tornati in diretta e allora vado subito a salutare, la ringrazio davvero tantissimo per essere con noi, la professoressa Loriana Pelizzon, docente di politica economica all'Università Ca' Foscari di Venezia. Buongiorno professoressa e grazie per essere con noi. Buongiorno a tutti. Allora io inizierei subito dalla notizia che stanno battendo adesso le agenzie, ovvero c'è un rapporto sulle previsioni economiche primaverili della Commissione europea con il capitolo dedicato all'Italia che parla di una situazione molto importante, molto grave, questo è il termine che viene usato nel caso si dovesse arrivare ad uno stop del gas, quindi l'economia italiana che ne soffrirebbe probabilmente più di altre economie. Ed è un tema questo che è entrato anche nel confronto che il nostro Premier Draghi ha avuto pochi giorni fa negli Stati Uniti con il presidente americano Biden, dove si è parlato proprio di dell'aiuto degli Stati Uniti per il petrolio e il gas, parlando anche di un tetto del prezzo che da quello che emerge, che si legge sui giornali, gli Stati Uniti vorrebbero più per il petrolio che non tanto per il gas. Facciamo un attimo il quadro della situazione, professoressa. Sì, allora non ci sorprende il fatto che le stime appunto di crescita del prodotto interno lordo italiano in realtà siano state riviste al ribasso. Si prevedeva appunto una crescita del prodotto interno lordo pari al 4,1% per quest'anno e il 2,3% per l'anno prossimo e in realtà le stime sono state riviste con un 2,4% per quest'anno e 1,9% per l'anno prossimo. Quindi in realtà l'Italia continua a crescere ma non come in qualche modo ci si aspettava grazie agli incentivi che erano stati in qualche modo messi a disposizione con il PNRR e diciamo così con la ripresa dopo la crisi dovuta alla pandemia. È chiaro che l'Italia è un paese che dipende molto dalle forniture di gas e soprattutto e poi anche di petrolio da parte della Russia e quindi una sanzione che in qualche modo va a ridurre o ad azzerare le forniture di gas da parte della Russia avrà un impatto importante per l'Italia. Ci si sta già muovendo per appunto trovare altre fonti alternative, ma non è che sia una cosa che si può fare da un giorno all'altro. Ecco perché una soluzione a questo tipo di problematica è che ci sia una sorta di accordo, un cartello, come c'è un cartello per quanto riguarda i paesi produttori di petrolio, l'OPEC, che in qualche modo appunto va a definire da un lato la quantità che viene estratta e quindi appunto il prezzo a cui il greggio viene scambiato sui mercati, dall'altro lato quella di creare un cartello di acquirenti in modo tale che effettivamente ci sia un potere contrattuale maggiore. Questo può essere fatto come minimo da parte dell'Europa e questa è una proposta che il presidente Draghi sta già in qualche modo suggerendo da parecchie settimane e questo farebbe sì che il potere contrattuale dell'Italia diventi più significativo e perché diventa il potere contrattuale dell'Europa, un po' quello che sia stato fatto anche per i vaccini. Ci sono pro e contro ovviamente per questo tipo di soluzione, ma che in qualche modo andrebbe a ridurre l'impatto sulla crescita e quindi sull'aumento del prezzo del gas. Questa sarebbe una delle possibili soluzioni, oltre a tutte le altre soluzioni che si stanno già prospettando, e cioè
trovare fonti alternative, investire molto sulle energie rinnovabili e così via. Noi abbiamo visto nelle scorse settimane il Premier Draghi, lo stesso Ministro Di Maio fare dei viaggi nei paesi dell'Africa per trovare degli accordi, per trovare delle alternative il più in fretta possibile, con paesi però instabili dal punto di vista geopolitico, e quindi è necessario probabilmente che queste siano misure, come diceva lei, momentanee, per poi arrivare ad un'indipendenza che però, lo ha sottolineato giustamente lei, professoressa, richiede molto tempo. Quindi che prospettive abbiamo nel breve e medio termine, con un'economia che era ripartita alla fine del 2021 e che adesso soffre perché i segnali d'allarme che arrivano dalle aziende costrette a fermare la produzione in parte o completamente sono molto gravi? No, i segnali ci sono. C'è anche da dire che comunque la crisi che stiamo osservando ora non è partita con la guerra in Ucraina, ma era una crisi che si stava già prospettando in precedenza, cioè sia il gas che il petrolio e anche, diciamo così, molti altri, diciamo così, i prodotti legati al food, quindi il grano, eccetera, avevano iniziato ad aumentare come prezzi prima. Tutto sommato adesso c'è anche comunque un aspetto positivo, che i metalli che prima erano andati alle stelle come prezzi si stanno un po' riducendo. Quindi come affrontare questo problema sia nel breve termine che nel medio e lungo termine è una delle sfide che stiamo avendo in questo periodo. E dall'altro lato si prospetta le stime appunto da parte della Commissione europea per in qualche modo trovare fonti alternative e sfruttare al massimo la possibilità di utilizzare le fonti rinnovabili e così via. Si parla di circa 200 miliardi di investimenti, quindi non stiamo parlando di quantità piccole. E questo vuol dire che appunto dopo un periodo comunque che non è stato un periodo buonissimo, che è quello appunto della pandemia e degli investimenti che abbiamo dovuto fare legati ai vaccini eccetera, adesso appunto si richiede questi forti investimenti per fare in modo che da un lato si riduca la dipendenza dalla Russia, dall'altro lato si diventi il più possibile indipendenti con le energie rinnovabili, ma chiaramente il problema non lo si può risolvere in tempi brevi. Sì, nell'analizzare questo si dice che tutti i paesi sono nella stessa situazione, chi più chi meno, ed è questo che fa l'unione dell'Unione Europea, chiedo scusa per il gioco di parole, un'Unione Europea che si era dimostrata molto unita, molto compatta all'indomani del 23 febbraio, decisa nelle sanzioni, decisa nell'invio di armi, ma un'unione, e qualche analista probabilmente di larghe vedute l'aveva già anticipato, questa unione, questa compattezza sta già scricchiolando nel momento in cui si sta parlando di un sesto pacchetto di sanzioni per lo stop del petrolio, per lo stop del gas, perché sappiamo che impatto potrebbe avere. Rischia questa Unione Europea, questa forza dimostrata contro la Russia di avere qualche cedimento proprio di fronte a queste misure molto molto più pesanti per le economie nazionali? Beh, il rischio c'è, però è anche la sfida che abbiamo, cioè se effettivamente l'Europa in qualche modo vuole rispondere alla situazione attuale, lo deve fare in maniera unita. È chiaro che ci sono delle difficoltà, ovviamente ci sono dei paesi che hanno anche delle difficoltà oggettive, nel senso che se non hanno comunque sbocchi né nel Mediterraneo né nel Mare del Nord, non hanno modo comunque di approvvigionarsi di queste fonti energetiche, e quindi ci deve essere da un lato un piano a livello europeo, una risposta europea proprio per rispondere a queste, diciamo, frammentazioni e alle necessità che i diversi paesi possono presentare. È chiaro che dal mio punto di vista è vero che ci sono delle problematiche, però tutto sommato se andiamo a vedere come sta rispondendo l'Europa finora, lo sta facendo in maniera compatta, e anche le problematiche sollevate dall'Ungheria e così via
io sono abbastanza ottimista, le verranno risolte in qualche modo con qualche compromesso. Quindi è vero che il problema diventa sempre più rilevante, però sempre più sembra chiaro che la risposta può essere fatta solo a livello europeo. E qui uno dei problemi che possiamo avere è che la Germania in realtà non sta partecipando in maniera attiva alla risoluzione di questi problemi, perché per esempio Macron comunque sta intervenendo anche dal punto di vista politico, Draghi si sta in qualche modo impegnando sia nel piano economico che nel piano politico. Abbiamo la Germania che ha delle difficoltà a effettivamente capire qual è la strada giusta da intraprendere. C'è poi tutto il capitolo dedicato alle materie prime, alle componentistica che non arriva nelle nostre aziende. Ci siamo scoperti molto dipendenti non solo per il gas e il petrolio da quei paesi, ma c'è anche poi un allarme di una crisi alimentare globale. Forse questo adesso è l'allarme più importante. Si cerca di sbloccare quelle navi ferme, quel controllo del porto di Odessa, quel controllo in quell'area strategica rischia di mettere a repentaglio la sopravvivenza di molti popoli, e questo probabilmente sarà il nuovo allarme con cui dovremo fare i conti, se non è già a tutti gli effetti esploso questo allarme. No, questo è un allarme molto grave, perché in realtà leggevo proprio oggi l'India per esempio ha bloccato le esportazioni di grano, quindi non solo abbiamo il problema che ci arriva dalla parte dell'Ucraina che non fornisce più, ma ovviamente i paesi che prima magari esportavano e che importavano anche dall'Ucraina a questo punto hanno deciso di chiudere le esportazioni, quindi che è un comportamento tipico che quando appunto ci si avvicina ad una crisi si cerca di aumentare le scorte il più possibile, e quindi questo fa sì che il problema diventi ancora più grave, e questo ci fa capire che dobbiamo in qualche modo cambiare il sistema con cui si è organizzata la produzione a livello internazionale. Quindi la globalizzazione ha degli aspetti positivi che ci ha permesso appunto di avere prodotti a prezzi più bassi, però dall'altro lato ora i nodi sono arrivati al pettine in qualche modo, e abbiamo capito che non possiamo dare per scontato che determinate forniture che prima erano in qualche modo garantite adesso lo siano ancora. Quindi è fondamentale riorganizzare anche il processo produttivo. E ovviamente la situazione poi in Cina anche non aiuta, perché appunto anche la Cina e l'approccio che sta adottando nella risposta appunto al Covid in quell'ambito non ci aiuta, quindi anche lì questo contribuisce al fatto che parte della produzione, parte della componentistica in qualche modo sia bloccata. Professoressa, ha anticipato quella che è la domanda che le avrei fatto dopo, ma l'anticipo perché lei ha parlato di Cina. Gli osservatori dicono che in questa situazione c'è la Cina che si sfrega le mani, anche se sappiamo che per la Cina l'instabilità europea e la crisi economica europea non facilita le cose per la sua crescita economica, per i rapporti economici che ci sono con l'Europa, però in qualche modo l'isolamento dall'Occidente della Russia diciamo così fa sorridere la superpotenza cinese. Le chiedo, le due grandi potenze, Cina da una parte e America dall'altra, con l'America che è coinvolta direttamente insomma in questo conflitto, perché insomma vediamo come il presidente Biden intervenga anche in quelli che sono i colloqui dell'Unione Europea, c'è una presenza forte americana in questa guerra, ma dal punto di vista economico queste due superpotenze con che occhi stanno seguendo lo svilupparsi del conflitto in Ucraina? Ma lo stanno seguendo ovviamente guardando anche agli interessi propri, quindi da un lato abbiamo gli Stati Uniti che comunque vogliono riconfermare la loro egemonia a livello internazionale e ovviamente la guerra dell'Ucraina in qualche modo li sta favorendo. Dall'altro lato la Cina sta guardando appunto questo conflitto, e questo è triste perché appunto sia in un caso che nell'altro lo stanno facendo sulla testa degli ucraini,
sta guardando questo conflitto perché chiaramente la Russia a questo punto ne uscirà, indipendentemente da come finirà questa guerra, ne uscirà con un potere ben minore e quindi dipenderà ancora di più dalla Cina, e quindi in questo modo la Cina sta acquisendo da un lato più potere politico a livello internazionale e si sta prospettando tutto sommato una spaccatura, un mondo che sarà sempre più bipolare tra i paesi che ruotano attorno, se vogliamo, agli Stati Uniti oppure all'idea di democrazia, e i paesi che in realtà appunto considerano comunque la democrazia come non un elemento necessario per avere il benessere e in qualche modo non come un obiettivo principale. Professoressa, alla luce di tutto quello che lei ci ha detto, si può parlare di un'economia di guerra? È un termine che aveva usato il Premier Draghi dicendo non è ancora un'economia di guerra, ma dobbiamo prepararci, dobbiamo essere pronti. Ma alla luce dei fatti, possiamo dire che si sta già discutendo, analizzando un'economia di guerra? Alla luce dei fatti, con gli ammontari che stiamo allocando un po' tutti i diversi paesi per le spese appunto militari, sembrerebbe proprio di sì, ma il problema non è solo una guerra fatta di carri armati e di bombe, che è comunque una cosa tragica. È una guerra a 360 gradi perché la stiamo usando come guerra a livello economico, la stiamo usando come guerra a livello finanziario, guerra a livello di informazioni, guerra a livello di riorganizzazione del sistema, diciamo così, geopolitico, guerra anche all'idea di avere un sistema globalizzato, perché quello che è emerso e che continua a emergere è che in realtà il mondo si era integrato dando per assodato il fatto che non avremmo più avuto delle guerre a livello, diciamo così, internazionale. È chiaro che c'erano dei conflitti, ma comunque erano considerati sempre limitati all'interno dei confini dei diversi paesi. Ora la guerra l'abbiamo in Europa e chiaramente il sistema, diciamo così, quest'idea che possiamo tranquillamente continuare a scambiare prodotti, considerando che il mondo sia un mondo in qualche modo pacificato, non funziona più. Non so se è una domanda pertinente, ma gliela faccio, poi mi dica lei. Le sanzioni che sono già state adottate, quelle che si pensa di adottare, serviranno davvero a bloccare la macchina, la guerra è un termine brutto, ma insomma ad indebolire la Russia e a bloccare quella che è l'invasione all'Ucraina? Per l'economia russa, pensando a quella che è l'economia russa. Allora, stanno ovviamente avendo un sacco di effetti, anche ovviamente sulla nostra economia. Qui bisogna usare un approccio di breve periodo e di medio periodo. La parte di breve periodo ovviamente ha un impatto nella realtà, nell'economia russa, ma anche nella realtà dell'economia, diciamo così, europea. Che impatto avrà sui destini della guerra lo vedremo non nei prossimi mesi, ma lo vedremo nel giro, diciamo così, di un anno o due, nel senso che l'obiettivo principale di queste sanzioni non è riuscire a in qualche modo a fermare Putin in una settimana, ma è quello di isolare la Russia e fare in modo che ci si renda conto che appunto l'approccio adottato non è quello che darà il benessere ai cittadini russi, e quindi in qualche modo fare in modo che ci sia una rivolta. Abbiamo visto che nel passato questo tipo di sanzioni negli altri paesi, per esempio i paesi arabi e così via, non hanno sortito effettivamente immediatamente dei risultati positivi.
ci è voluto molto tempo e ancora oggi non possiamo dire che abbiano funzionato al 100%, però è chiaro che il fatto che avere questo tipo di finanziamenti permette a Putin di continuare a finanziare questa guerra non è in qualche modo accettabile da un punto di vista, diciamo così, etico. E quindi però anche qui dobbiamo sempre mettere sul piatto preservare i diritti umani e avere il riscaldamento. Questa è la domanda fondamentale a cui in qualche modo i cittadini europei, e io non so bene quale sarà la risposta che daranno in termini di voto, è una domanda che io faccio spesso in classe ai miei studenti quando parliamo di questa guerra, appunto. Cosa scegliete? Scegliete il riscaldamento o scegliete i diritti umani? E loro cosa le rispondono, professoressa? Allora, una parte significativa ovviamente è pro diritti e quindi appunto pro democrazia, pro Ucraina in qualche modo nel preservare i diritti degli ucraini. Però non ho visto la maggioranza, cioè in maniera molto forte, essere tutti da questa parte. Alla fin fine il proprio orticello ha sempre un impatto significativo. Era la domanda che aveva fatto il Premier Draghi qualche settimana fa: preferite l'aria condizionata o la pace? Ed effettivamente quello è il bivio di fronte al quale ci troviamo tutti noi, anche con la nostra coscienza poi. Professoressa... Non so se voi avete fatto qualche sondaggio a riguardo, ma secondo me deve essere ben chiaro che questa è la domanda a cui siamo portati tutti a dover rispondere. Sì, anche perché insomma poi sappiamo che di fronte poi c'è l'inverno e l'idea di dover razionalizzare i consumi certo non ha risposta facile, seppur di fronte c'è la necessità di mettere fine alla guerra e di salvare delle vite umane. Professoressa, io la ringrazio intanto davvero tantissimo, spero di poterla avere di nuovo mia ospite per analizzare quelli che saranno gli sviluppi, perché abbiamo capito che vedremo nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, ahimè, quelle che saranno poi anche le conseguenze, sperando che il conflitto però possa davvero finire quanto prima. Grazie davvero alla professoressa Loriana Pellizzon, docente di politica economica all'Università Ca' Foscari di Venezia. Grazie davvero, professoressa, buon lavoro, a presto. Grazie, buona giornata. Grazie anche a lei. E questa è stata un'analisi molto molto importante, ci ha fatto capire insomma l'impatto economico, ma anche quelle che dovranno essere le scelte politiche e nel nostro piccolo anche di noi cittadini di fronte a quelle che saranno le prospettive delle sanzioni che verranno applicate, ma anche di fronte a quella che potrebbe essere una contromisura, contro le controsanzioni russe, con il blocco improvviso delle forniture di gas. Abbiamo visto che la Finlandia ha annunciato la volontà di adesione alla NATO e la prima azione è stata quella proprio di bloccare le forniture di gas, e all'orizzonte c'è anche il blocco delle forniture di energia elettrica. Dunque è una questione con la quale dobbiamo anche noi europei fare i conti. Torniamo alla cronaca, perché continuano incessanti le ricerche di Valeria Rosato, l'88enne scomparsa da ieri mattina dopo essere uscita di casa a Crespano di Pieve del Grappa. Dovremmo avere anche le immagini, chiedo alla regia di metterle in onda. Alcune segnalazioni sono state verificate in queste ore, ma purtroppo si sono rivelate inconcludenti. Valeria Rosato l'ultima volta è stata vista con una tuta grigia e una casacca rosso bordeaux, che potrebbe aver però tolto, anche visto insomma le temperature ormai estive di questi giorni. Ai piedi aveva delle ciabatte beige, alta 1,68 m, di media corporatura, porta i capelli grigi chiari raccolti, la vedete anche nella foto, e ha occhi marroni. Chiunque pensi di averla vista nelle ultime ore è pregato di chiamare subito il 112. Invece epilogo tragico nella scomparsa di Giuseppe Del Silvestro, 78 anni, di Oronzo di Cadore, ma originario di Domegge, siamo in provincia di Belluno, che ieri mattina era uscita di casa per la sua consueta passeggiata senza però farvi rientro.
Questa mattina una cinquantina di persone hanno continuato le ricerche che erano scattate subito dopo l'allarme e una squadra poco prima delle 10 ha avvistato il corpo senza vita in un bosco pianeggiante non distante dalle baite in località Soccosta. La salma è stata recuperata e affidata al carro funebre. L'uomo potrebbe essere deceduto in seguito ad un malore. E poi continuiamo con la cronaca, ci spostiamo in provincia di Venezia, a Porto Gruaro per l'esattezza, perché almeno 20 persone sono rimaste intossicate alla festa paesana ieri sera dopo che qualcuno aveva spruzzato per le strade dello spray urticante. Attimi di paura a Porto Gruaro poco dopo la mezzanotte della notte appena trascorsa, proprio nei minuti conclusivi della manifestazione enogastronomica Terre dei Dogi in festa. Una persona che i carabinieri stanno per identificare ha spruzzato dello spray urticante in almeno 3 punti della kermesse, compresi tra Piazza della Repubblica, i Molini e la piazzetta Sant'Andrea nella zona di Via Roma, cioè in pieno centro storico. Molte persone, si calcola una ventina e forse più, hanno avuto problemi di irritazioni. L'autore del gesto è stato visto nell'atto di spruzzare la sostanza proibita irritante, tra l'altro vietata con altri dispositivi di questo genere da apposita ordinanza comunale. L'autore del gesto, inseguito da alcuni residenti, è riuscito a scappare, sebbene, come detto, i carabinieri siano già sulle sue tracce. Blitz degli attivisti del nord-est ieri mattina a Venezia proprio contro la guerra in Ucraina. Blitz degli attivisti dei centri sociali nel nord-est, alle Zattere a Venezia, la sede della VAC Foundation Venice, fondazione di arte contemporanea creata dall'oligarca russo Leonid Mikhelson, persona strettamente legata al Cremlino, presidente del CDA e maggiore azionista di Novatek, la seconda azienda di gas della Russia. Sede occupata ieri mattina con il palazzo di proprietà dell'autorità portuale di Venezia, dato in concessione alla fondazione nel 2014. Negli anni ha ospitato varie mostre, sebbene dallo scoppio della guerra l'edificio sia stato chiuso con l'esibizione in programma annullata. E adesso lasciamo per un attimo la cronaca e veniamo ad una sfilata molto particolare che si è svolta ad Asolo e che ha visto in passerella 42 modelle. Fino a qua direte che c'è di nuovo. Beh, sono 42 modelle molto particolari, delle donne coraggio, delle donne molto speciali. Buongiorno a Michela Bardi, referente di Caffè Coraggio, benvenuta. Grazie dell'invito. Grazie a lei. Allora, perché sono delle donne speciali? Perché sono donne che hanno affrontato, stanno affrontando una battaglia, quella del tumore al seno, sì, e che hanno voluto manifestare, mostrare a tutti la loro femminilità, che non si deve perdere nemmeno quando si lotta contro un tumore al seno, che può in qualche modo anche cambiare la propria fisionomia, nonostante la chirurgia plastica sappiamo quanto vada incontro poi alle donne, perché sappiamo che la lotta al tumore passa tramite tanti processi, dalla diagnosi alla ricostruzione laddove serve del seno, però lei mi raccontava ieri quando ci siamo sentite che alle volte la femminilità rischia di sparire, ma bisogna invece tenerla viva e bisogna soprattutto tenere viva la propria vitalità. Ci racconti intanto come è nata questa iniziativa? Abbiamo anche le immagini di questa sfilata. Allora, io 4 anni fa ho incontrato questa malattia che mi ha proprio disarcionata, la paura mi ha bloccata e poi ho ripreso. Ho fatto tutto il mio percorso, però da lì ho cercato di capire cosa mi era mancato. Mi era mancato il confronto con le altre persone e mi era mancato comunque delle sicurezze. Però nello stesso tempo aveva tirato fuori il meglio di me. Durante la malattia ho imparato a truccarmi, non avendo più i capelli, quindi la femminilità, i capelli per la donna sono importantissimi, difatti è il primo scoglio quando purtroppo ti diagnosticano un tumore e le terapie da fare, il tuo pensiero, magari per tanti può dire ma
la malattia è peggio, sì è vero, però in quel momento tu pensi alle conseguenze, no? Perché poi la malattia si combatte anche dal punto di vista psicologico. Bravissima, tu pensi alle conseguenze, non pensi alla malattia, pensi a cosa ti succederà e quindi è un turbine, ma veramente il tuo corpo cambia sotto tantissimi aspetti, ma cambia proprio la tua vita, la tua famiglia, i tuoi tempi, i tuoi ritmi, cambia proprio tutto. E da qui ho pensato, visto che ho incontrato il progetto di Caffè Coraggio che era già partito in casa di cura a Monastier con l'aiuto della LILT, questo progetto era un po' un embrione. E quindi ho cercato di capire che risposte potevo dare alle donne, ma nello stesso tempo a me stessa, cioè perché comunque anch'io avevo bisogno di queste risposte, non è che finita la malattia tu, avevo bisogno di risposte, avevo bisogno di capire, avevo bisogno di confrontarmi, ma avevo bisogno di proiettarmi nel futuro, che ce la si può fare, che si può ricominciare a vivere, forse ancora più forti di prima, perché non vivi più in prospettiva al domani, ma vivi in prospettiva all'oggi, a goderti la giornata, a improntare su te stessa, a cogliere ogni giorno dando il meglio di te. E poi mi è venuta in mente questa sfilata che mi era già stata proposta, io l'avevo vissuta. E grazie alla casa di cura, grazie a Giro in Piazza di Monastier, alla Doris che è la nostra stilista e ci aiuta nel scegliere gli outfit più giusti per noi, abbiamo intrapreso la prima sfilata che purtroppo era arrivata in periodo di pandemia. Ma siamo riusciti a luglio, in una calda notte d'estate, a fare la prima sfilata. Da lì ho visto proprio una terapia d'urto per queste donne, proprio riprendere loro stesse, forse perché cominci a pensare a te stessa, ti vedi bella, veramente hanno cominciato a riprendere vita e poi c'è stata chiesta di portarla a Treviso in piazzale Burchiellati. Anche lì è un grande successo, 40 donne minimo ogni volta riusciamo a portare, ogni volta c'è un po' donne nuove, nel senso che di solito ce ne rimangono 20 di quelle che hanno sfilato la prima volta e 20 cerchiamo di dare possibilità a nuove donne di fare questa esperienza, e quella di Asolo è stata ancora più forte perché avevamo 20 donne nuove, tra cui persone anche in terapia, quindi una grossa responsabilità di portare queste donne e di vivere questa emozione, perché viverla nel momento proprio della terapia penso che sia tanta roba, vuol dire che tu ti fai trasportare, riesci a uscire già da questo guscio e a capire che il tumore non è una scelta, come io dico sempre, arriva. E la conoscenza, il tenersi per mano, l'aiutarsi può darti veramente quell'aiuto ad affrontare tutto meglio, ad affrontare la vita in famiglia, con i figli. Abbiamo avuto veramente un grande ritorno dai figli, per esempio io ho letto i messaggi di una mamma che ha sfilato l'anno scorso, appena finito la chemioterapia, appena tolta la parrucca, quindi con i suoi capelli corti, quest'anno li ha voluti sparati, ha detto spariamo, infatti suo marito ha detto che potrebbe tenere questa tipologia di pettinatura anche tutti i giorni perché sta proprio bene, e ha detto la cosa più bella è stato l'abbraccio di mio figlio di 15 anni. Cioè queste cose ti emozionano, cioè tuo figlio che come vedere la mamma che rinasce. Ma anche sua figlia le ha fatto una sorpresa, sì, no? Anche mia figlia, ecco, anche questa cosa per me è molto importante, la condivisione con i figli. È vero che noi vorremmo sempre proteggere i figli, però io penso che i nostri figli assaporano se abbiamo qualcosa e riescono a capire, a percepire. Quindi è peggio poi nasconderli, perché poi magari si fanno 1000 idee, invece parlando con un linguaggio semplice alla loro portata, ma raccontando, condividendo con loro quello che sta succedendo, perché la vita è fatta di cose belle, ma purtroppo è fatta anche di cose brutte. Concordo, anche le lacrime di una mamma possono fare male, per carità di Dio, però sono lacrime e spiegate possono dare quel senso di capire anche un figlio che se c'è un problema si può condividere, noi siamo là come genitori e loro sono là come figli. Con mia figlia, lei aveva 13 anni quando ho incontrato questa malattia e lei è stata veramente una risorsa perché nei momenti più bui mi ha sempre dato quel là per farcela.
E la sera della sfilata lei studia moda, mi ha preparato un vestito con lo stemma di Caffè Coraggio e per me è stato veramente... Non se lo aspettava? No, ha fatto tutto molto di nascosto, infatti si chiudeva in camera, mi diceva che non potevo entrare ed è stato tanto bello perché ti dai là che sto facendo veramente qualcosa di importante, lo capisce anche lei, anche se tolgo tempo alla famiglia, a parte che per me le mie donne sono tanta roba, cioè vederle sorridere, cioè portare in passerella donne giovani, donne di una certa età e sentirle vive, una che cioè, si imprestano le scarpe, si spogliano, guarda il mio seno com'è, cioè si confrontano, è bellissimo. Perché il confronto è importante quando si attraversa la malattia? Perché è un condividere, capire che la mia paura è uguale alla tua e la sofferenza che sto provando adesso io è uguale alla tua e quindi stiamo facendo un percorso insieme, è questo il confrontarsi? Sì, ma loro sdrammatizzano, lo mettono quasi nel gioco, cioè nel senso si riesce a ironizzare questa cosa, lì c'è lo stare bene, l'aiutarsi, essere gruppo e avendo condiviso una cosa importante, cioè un'emozione. Poi quando noi facciamo la sfilata è un'emozione positiva, cioè nel senso non si passa quel messaggio, guarda poverine, ma guarda che forza, guarda si sono rimessi in gioco perché tu dimostri a tutti che l'hai avuto, ma hanno una solarità, una voglia di ricominciare, di rimettersi in gioco, di dire c'è un futuro, di dire questo. La malattia è a volte ancora considerata un tabù, cioè parlare della tua malattia è ancora qualcosa che, per meglio dire, selezioni le persone con cui parlarne, si fa ancora fatica, cioè la donna fa fatica a raccontare la sofferenza che sta attraversando, magari lo fa una volta che ha finito. Penso che sia una forma caratteriale anche questa e di rispetto. Quando io incontro le donne entro sempre in punta di piedi, cioè, e io dico sempre che quello che ho vissuto io, anche se magari uguale, magari non è la stessa cosa, però il fatto di sapere che magari c'è qualcuno vicino ti dà la possibilità di aprirti un po' di più. Io penso che un pochino adesso, portando anche questa forma, un po' di positività, no? Di far vedere che si può essere anche forti e quasi la vita ti risplende di nuovo, forse è brutto da dire, ma acquista anche un valore completamente diverso. Speriamo che questi tabù si abbattano. C'è ancora sì chi lo vive in questa forma, una forma di protezione, non lo so, di accettazione. Sicuramente il fatto di riuscire a parlarne, il fatto di condividere questa cosa ti aiuta, presumo, a darti quell'energia. Io penso che tanto faccia la testa nell'aiutarti a guarire, poi senza togliere il rispetto di chi non ce l'ha fatta, perché noi lo diciamo sempre, però cerchiamo di guardare avanti, cerchiamo di proiettarci al futuro e di vivere tutte al meglio, insomma. Mi ha fatto un po' strano quando lei ha detto quando ho incontrato la malattia, ha usato un termine, voglio dire, soft, nel senso che incontro una persona per strada, non ha usato un termine con una connotazione negativa. Spesso volte si parla di mostro, si parla di la brutta malattia, invece ha detto quando ho incontrato la malattia, come se fosse una cosa che nella vita, e lo sappiamo, nel nostro cammino succede anche questo. Sai Francesca, non me l'aveva mai fatto puntualizzato questa cosa, io ho sempre detto incontrato la malattia. Forse perché la malattia mi ha tirato fuori quella persona che io non ero. Cioè il fatto di sentirmi bene con me stessa, magari non ho una fisicità perfetta dove la donna è tutta perfetta nella fisicità, perfetta nel vestire, cioè la perfezione. A un certo punto, quando ho rischiato di non avere più la vita, perché comunque è normale, quando ti diagnosticano un tumore il tuo primo pensiero la tua vita, quanto durerà la tua vita, se vedrai crescere i tuoi figli. È proprio questo il confronto che ho avuto anche con una delle mie modelle l'altro giorno, le lacrime, come per dire io vedrò i miei figli crescere, a 3 bambini piccoli, quindi logicamente
Questo è stato il suo pensiero, però vogliamo essere positivi e sì, vedremo i nostri figli crescere, perché tanta forza dobbiamo dare, e già il fatto di arrivare a fare una sfilata, il fatto di arrivare a mettersi in gioco, l'arrivare ad accettarsi per come siamo. Tu parli di ricostruzione. Non pensiamo alle ricostruzioni come quelle delle modelle, non è un bel seno, però io per esempio l'accetto. In queste giornate che ho incontrato le modelle che si sono provate gli abiti, certe mi hanno confidato che ad oggi ancora non riescono a guardare il loro seno. Però sono vive. Sono vive, però tu devi imparare ad accettare anche questo, ed è bellissimo perché loro mi danno il là per capire cosa possiamo fare. Cioè magari ho detto faremo una giornata dove ci confronteremo anche in questo, cioè per arrivare ad accettare anche questo, accettare il seno che abbiamo adesso, cioè la fisicità che abbiamo adesso, cioè logicamente le terapie cambiano la fisicità. In passerella c'erano donne, come tu vedi, di qualsiasi fisicità, ma di qualsiasi età anche, e questo è la bellezza. Cioè loro sono felici, guardale, sono felici. E regali questa emozione, cioè ripartono, guarda, cioè è una cosa, a me riempie il cuore vederle così e avergli dato questo sogno, perché quando presentiamo la sfilata sembra quasi impossibile, e invece poi diventa sempre un successo, diventano loro. Poi le parole di fronte all'immagine di chi ce la fa, di chi riesce ad accettarsi, ad andare avanti, a sfilare, le immagini prendono il sopravvento, sì. arrivano molto più forti a destinazione. Guardale, sono bellissime. Sono elegantissime, tra l'altro. Hai visto? Vedo quella scritta sotto la passerella, questo previeni, perché poi alla base di tutto, di tutte le manifestazioni, di qualsiasi connotazione abbiano, è proprio quella della prevenzione. A partire sin dalle più giovani, perché lei mi diceva che ieri avete anche avuto una modella anche abbastanza giovane, insomma, rispetto, sappiamo che insomma si parla di una quarantina d'anni per i primi controlli, ma in realtà purtroppo sappiamo quanto l'età si sia abbassata e quanto sia fondamentale la prevenzione sin da giovani. Sì, soprattutto se c'è il Covid, non è una questione di familiarità, è una questione che tutti possiamo incontrarlo, quindi noi cerchiamo di parlare tanto, e mia figlia stessa, di autopalpazione, farci magari una prima visita senologica per capire cosa vuol dire un'autopalpazione. Poi noi diciamo sempre, è una frase che ha detto il chirurgo, il dottor Busolin, ha detto: noi non dobbiamo cercare la malattia, noi dobbiamo imparare a conoscere il nostro seno. Come io porto l'esempio, noi ci laviamo il viso ogni mattina e se abbiamo un brufolo diciamo: oh, questa cosa ieri non c'era. Ecco, questo deve essere l'autopalpazione, deve essere un conoscere il tuo seno, un tenerlo controllato. Poi, logicamente, se c'è qualcosa che non va, farlo vedere. Meglio farsi vedere per niente che in ritardo. Questo può aiutare. Può aiutare sicuramente anche il discorso della familiarità, magari cercare di fare prima i controlli, ma anche informarsi, perché l'informazione tante volte aiuta a non aver paura, no? Cioè, anche noi portiamo anche i convegni di informazione per far capire cosa vuol dire. Cioè, per esempio, quando io ho incontrato la malattia ero tabula rasa, non avevo a conoscenza minima di cosa fosse un tumore al seno, non conoscevo nemmeno nessuno che ce l'aveva fatta, quindi non riuscivo a proiettarmi in niente. Per me andare a un convegno è sapere. Proprio una mia amica un giorno è andata a farsi la mammografia e mi ha detto, lei viene sempre ai miei convegni, mi accompagna, sai Michela, quando sono andata, al momento sì la paura, poi ha detto, beh, se fosse, almeno so che strada devo percorrere. Quindi ha detto, mi sono messa tranquilla, mi sono fatta il mio controllo, logico, è andato tutto bene, questo ne sono contenta, però è vero, ti aiuta, no?
il fatto di sapere, perché nel momento che tu hai una diagnosi, se non sai, tu prendi delle parole, ma prendi solo quello che ti serve e vedi solo il nero. È successo così a lei il giorno della diagnosi? Sì, sì, sì. Io per esempio ho il rammarico di aver trasmesso ai miei figli il fatto che non ce l'avrei fatta. Mio figlio me lo dice sempre, tu mi hai dato come l'impressione di non farcela. Per quello forse il fatto di poter portare questi convegni, di portare le sfilate dove i figli proprio abbracciano le mamme e rivedono come una rinascita delle mamme. Mia figlia è la terza sfilata che viene, cioè non manca una. Anche mio figlio l'anno scorso è venuto, quest'anno aveva un impegno, però gli è dispiaciuto non venire. Cioè, quindi di fatto me l'ha detto più volte ed è stato molto bello questo. Infatti a tante mamme ho detto, se non vogliono venire perché magari non sanno cosa, cioè la vergogna, no? Potrebbe essere. Certo. E invece poi quando vengono vivono questa emozione con le mamme, ma le stesse mamme vivono l'emozione di essere lì ed è proprio bello, è proprio bello. Lei prima accennava al periodo della pandemia del Covid, sappiamo che ci sono stati questo ha ritardato perché c'erano tutte le restrizioni, ma c'era anche la paura poi di andare negli ospedali per paura del contagio. Abbiamo raccolto tante storie anche di medici che dicevano, abbiamo avuto pazienti che erano magari in terapia, che avrebbero potuto continuare le terapie ma avevano questa paura, quindi c'è stato poi un ritardo nelle diagnosi, malattie che sono poi progredite. Avete incontrato anche voi storie così? Ma sicuramente, ne parlava proprio il dottor Spaliviero l'altro giorno alla nostra conferenza stampa, che si parla di 2 anni di ritardo nelle mammografie e questo spaventa tantissimo, perché purtroppo il tumore, il primo indice di formazione del tumore è lo stress, quindi sicuramente non è stato un periodo facile per nessuno. Logicamente tante volte trovarlo proprio quando è piccolo è il massimo, previeni, è proprio quello, il previeni è trovarlo proprio allo stadio più piccolo che c'è, è poco impattante per la persona, a parte logico quando viene data la diagnosi, però sistemata, non ha le terapie, quindi ritorna alla sua vita normale. Il problema sono quando tu cominci a fare un percorso di terapia, comunque il tuo corpo cambia, la tua fisicità cambia, la tua stanchezza aumenta, tantissime cose, è un turbine, è un anno comunque quando tu entri in terapia, ma quando tu finisci la tua vita non è più quella di prima e per quello anche noi facciamo queste associazioni, io ho Caffè Coraggio, dove diamo risposte, per esempio cerchiamo una volta al mese di creare una stanza dove abbiamo dei medici volontari che vengono a parlarci in base a quello che sento che le mie donne hanno bisogno, cioè per esempio abbiamo il fisioterapista, abbiamo la nutrizionista, il chirurgo, tante cose che durante la malattia magari non hai il tempo e neanche la forza di chiederle, ma dopo queste domande rimangono là e hai bisogno di risposte, cioè anche la paura di pensare a chi ha una figlia, no? Cosa devo fare per mia figlia? Però non si può vivere con la paura, bisogna continuare a vivere. Io penso, quando ho incontrato, come dicevo prima, quando ho incontrato il tumore, dicevo prima, non è una scelta, arriva. L'unica cosa è riuscire a prenderlo in tempo, che lo continuiamo a dire. Per esempio, mi voglio riagganciare anche alla Corri in Rosa, una bellissima manifestazione che quasi ha aperto i cuori perché logicamente ti sentivi ritornata indietro. Cioè, ho detto, l'importante è che quando tu vai a casa dici io ho programmato tutti i controlli per me stessa, cioè che diventi questo e quindi quella è la Corri in Rosa, la condivisione anche di questa cosa. Noi abbiamo quasi finito lo spazio a disposizione. A casa magari c'è qualcuno che ha appena scoperto, ha avuto una diagnosi, magari anche di una preso per tempo, quindi con una prospettiva anche positiva, però la diagnosi resta questa. Bravissima. E allora che messaggio possiamo mandare? Intanto mi è piaciuto molto che lei ha detto io mi sono truccata, quindi continuare a volersi bene, a non trascurarsi, a non lasciarsi andare, perché poi il passo alla depressione o comunque dalle forme è breve e abbiamo detto all'inizio proprio di quanto l'aspetto psicologico aiuti a combattere la malattia.
E quindi che cosa possiamo dire a chi ha un referto davanti e sappiamo insomma l'impatto emotivo, per dirgli ci sta il pianto perché ci sta il momento di sconforto, anzi è umano, ma come fare ad asciugarsi le lacrime e a dire ok, adesso il mio futuro c'è? Allora, io vedo che il fatto di condividere con qualcuno questa esperienza sia una cosa importante, qualsiasi associazione sia. Qualsiasi associazione è molto importante, il fatto di puntare a se stessa, cioè il trucco ti fa stare bene te perché ti vedi meglio, ma fa stare bene anche chi è vicino a te. Però io penso che il parlarne, il condividere, l'incontrare qualcuno che ce l'ha fatta sia la cosa importante. Purtroppo mi dispiace dirlo, ma quando incontriamo questa malattia le persone che ti sono vicine vengono sempre a portarti la roba più negativa che c'è, no? E quindi quello chiudere così, dirgli in questo momento... E nemmeno la commiserazione, possiamo dire, nemmeno essere commiserati, perché non c'è bisogno della commiserazione. Guarda, io insegno sempre alle mie donne, dico sempre: siate un po' egoiste e dite guardate, io in questo momento non voglio sentire niente, cioè quando sentite che questa cosa vi sta facendo male chiudete le orecchie. Io ho proprio fatto così con le persone, se si offendono è un problema loro, se invece dicono scusa forse imparano anche loro che c'era una maniera diversa di confrontarsi in quel momento, quindi è anche una crescita, cioè in quel momento sono io, ma... Circondarsi di persone positive, che diano positività. Io penso che comunque il rifugiarsi o il conoscere persone che l'hanno avuta ti aiuta tantissimo. Cioè io ho visto l'altro giorno, cioè tra loro, anche non so, quando andavano a prenderle alla scala, dargli la mano, no? Noi diciamo che siamo come una catena che ci dà la mano, no? Solo andare a fare l'esame, scrivere oggi vado a farmi un esame, tutti dicono ma sì dai andrà bene, facci sapere. Cioè è una condivisione, no? È un non sentirsi più sola. Perché comunque forse è vero, anche questa cosa, c'è tanta solitudine, anche se è una malattia molto conosciuta, c'è tanta solitudine. Grazie di cuore, perché è stata una testimonianza molto importante e che dà poi coraggio, perché lo sta raccontando con il sorriso. E abbiamo visto i sorrisi in passerella di queste donne meravigliose che hanno manifestato la loro femminilità nonostante la malattia, perché si è donne anche la malattia, ma si continua ad essere donne, mamme, mogli. Bravissimo. E quindi si può costruire il proprio futuro anche se si trova questo brutto ostacolo sulla strada, ma lo si può superare. Grazie davvero a Michela Bardi, referente del Caffè Coraggio, grazie a lei, grazie alle sue donne, alla sua seconda famiglia. Grazie davvero. Noi ci fermiamo, abbiamo una pubblicità, ci vediamo tra poco. Rieccoci in diretta, continuiamo a parlare di donne vittime di violenze che spesso vengono perpetrate tra le mura domestiche, e spesso dall'altra parte a fare queste violenze ci sono ex mariti, ex fidanzati, persone che dicevano di amarle, che poi usano violenza e alle volte questa violenza sfocia anche in un epilogo tragico, e la cronaca purtroppo ce lo racconta molto spesso. Do il mio benvenuto a Mariangela Zanni, presidente del Centro Veneto Progetto Donna. Buongiorno e grazie per essere con noi. Buongiorno a tutte e a tutti e grazie a voi. Allora, innanzitutto ci racconti qual è l'impegno quotidiano del vostro centro? Sì, noi siamo il centro antiviolenza di Padova e provincia, quindi accogliamo ogni giorno le richieste di aiuto di donne con i loro figli e figlie che subiscono violenza dentro le mura domestiche, nelle relazioni intime. Solo l'anno scorso abbiamo accolto 1100 donne accompagnate da 700 minori. Le abbiamo accolte in percorsi di sostegno psicologico, accompagnamento alle pratiche legali e alcune donne sono state anche ospitate nelle case rifugio che gestiamo in tutta la provincia. Come arrivano a voi le donne? Le donne possono chiederci aiuto in diverse modalità. Abbiamo un numero verde gratuito attivo 12 ore al giorno, 881 46 81. E le donne possono chiamarci e avere le prime informazioni e poter anche fissare un primo appuntamento. Altrimenti lavoriamo in rete con i servizi del territorio, quindi con le forze dell'ordine
e alcune donne arrivano proprio su indicazione di carabinieri e polizia, oppure attraverso l'invio del pronto soccorso dai servizi sociali. Il lavoro di rete è un lavoro che negli anni è diventato sempre più importante, proprio perché le donne possono chiedere aiuto appunto a diversi nodi della rete del nostro territorio e possono essere accolte da tutti questi nodi in un modo che le accolga in modo professionale, riconoscendo la loro richiesta di aiuto e attivando tutta una serie di dispositivi di protezione che vanno da quello legale, ma anche appunto, come dicevo prima, alla possibilità di poter lasciare la propria abitazione ed essere messe in protezione insieme ai loro figli e figlie. Che storie arrivano presso il vostro centro? Violenze fisiche, psicologiche e io ho detto all'inizio che spesso sono violenze che arrivano, che si sviluppano nelle mura domestiche da persone che dicevano di amare quelle donne. Nella vostra statistica è così? Sì, è così da sempre, da quando siamo nate 32 anni fa. Quasi il 90% delle richieste di aiuto riguarda donne che vengono maltrattate dai propri compagni o ex compagni o mariti, e sono violenze che sono sia violenze psicologiche, quindi umiliazioni quotidiane e lo sminuire quotidianamente e in modo insistente la propria autostima e le proprie capacità. Ma sono anche violenze fisiche che avvengono appunto spesso dentro le mura domestiche e spesso senza la presenza di testimoni. Sono violenze che fanno fatica ad emergere, sia perché viviamo in un contesto in cui a volte queste violenze vengono legittimate, sia perché appunto molto spesso gli unici testimoni di questo tipo di atteggiamenti sono i figli e le figlie che abitano insieme al maltrattante e alle donne che ci chiedono aiuto. Spesso le violenze sono compresenti, quindi abbiamo la violenza psicologica che avviene insieme alla violenza fisica, violenza sessuale anche dentro proprio le relazioni intime e stabili, che viene spesso usata come anche ricatto per non subire ulteriori violenze o per insomma mettere fine a una situazione di criticità. Quindi diciamo che abbiamo tipologie di diverso tipo di violenze, ma soprattutto quello che un po' accomuna tutti i casi è che arrivano al centro i casi gravi e dove esiste violenza da molto tempo. I bambini, i figli sono solo testimoni o sono a loro volta vittime della violenza, anche se poi indirettamente lo sono comunque, perché assistere alla violenza di un genitore che picchia l'altro genitore sicuramente ha un impatto psicologico devastante. Esatto. I bambini sono sempre vittime di quella che viene chiamata, è stata riconosciuta anche dal nostro ordinamento, violenza assistita, proprio perché essere testimoni direttamente o anche indirettamente, magari sentendo da un'altra stanza gli episodi di violenza oppure vedendo la propria madre in una condizione di paura o anche di pena, di difficoltà, viene considerata una violenza che impatta sui bambini e le bambine in modi non uguali per tutti, però in modi che comunque sono dannosi per la loro crescita e per la loro serenità. Ovviamente lo possiamo immaginare tutti e tutte cosa può accadere a un bambino che ogni giorno o comunque vive in un contesto dove una delle figure di riferimento, nella maggior parte dei casi la madre, viene intaccata nella sua personalità e anche appunto fisicamente con abusi che avvengono in modo anche grave. La pandemia, l'isolamento che si è creato in seguito a quelle che sono state tutte le misure, il lockdown, sappiamo che ha aggravato certe situazioni. Avete visto un incremento delle richieste d'aiuto durante la pandemia e poi successivamente?
Nell'anno della pandemia abbiamo avuto in realtà un decremento delle richieste di aiuto dovuto proprio al fatto che le donne non sapevano e non potevano in quel periodo del lockdown, che è durato parecchi mesi, avere accesso proprio sia al centro antiviolenza perché non potevano uscire di casa, ma anche poter fare una telefonata in autonomia senza essere controllate. E abbiamo però lavorato molto di più in quei mesi con le donne che già seguivamo, quindi sapevamo comunque che la violenza stava aumentando anche per quelle donne che non ci stavano chiedendo aiuto. E l'anno scorso invece abbiamo avuto un incremento e abbiamo chiuso con il numero più alto di sempre da quando abbiamo iniziato la nostra attività, quindi con le 1100 richieste di aiuto sono state il numero più alto in 32 anni che abbiamo aperto il nostro servizio. E questo è importante, è un dato significativo, significa che le donne hanno ricominciato a credere di poter uscire dalle situazioni di violenza, ad avere fiducia nelle istituzioni e ad avere fiducia anche nel centro antiviolenza. Spesso si dice che chi denuncia è solo la punta dell'iceberg, nel senso che poi c'è un sommerso di violenze che non vengono denunciate per paura, per vergogna, perché ci sono i figli e si vogliono in qualche modo proteggere i figli restando insieme. È così? Esiste davvero ancora una ritrosia al denunciare la violenza? Sicuramente esiste ancora un sommerso, esiste una paura, io direi, delle donne a denunciare, ma non denunciare solamente alle forze dell'ordine, ma anche a chiedere aiuto ad altre realtà come il centro antiviolenza o anche solo parlarne con i familiari. Esiste la paura di perdere i figli per le donne che sono anche madri, perché è quello che si sentono dire ogni giorno come minaccia, appunto nel caso in cui dovessero parlare da parte del maltrattante. E esiste però anche una mancanza di risposte nel territorio e anche nella rete, molto spesso nella rete familiare di cui fa parte la donna, di risposte che possono dare alla donna una fiducia nell'ottenere appunto una protezione. Noi sappiamo che le donne, lo sappiamo per la nostra esperienza, non desiderano vendetta, ma desiderano che la violenza finisca. Per cui questo è il bisogno che hanno le donne quando chiedono aiuto, e proprio per questo è importante che ci sia, a partire proprio dalla famiglia, ma anche dalla comunità e degli amici, un riconoscimento di questo bisogno e un accompagnamento anche a un percorso che può avere diverse strade, non per forza può portare alla denuncia, può avere diverse strade di risoluzione, ma che deve avere tante persone vicino a quella donna che non la facciano più sentire sola, perché la violenza isola e lascia la donna appunto sola insieme al maltrattante, quindi priva di ogni sostegno. Può essere che non si denunci, non si chieda aiuto perché ci si sente poco protette a livello di giustizia, perché insomma ci troviamo di fronte a fatti di cronaca dove chi compie la violenza magari era già stato denunciato, magari addirittura era già stato in carcere e poi rimesso in libertà, e quindi la vittima si trova ad incontrare di nuovo per strada il maltrattante, e quindi ci si sente poco protette. Come si fa a dire ad una donna, non è facile dire ad una donna che subisce violenza: denuncia, chiedi aiuto, tanto sarai protetta, se poi la cronaca ci mostra altre cose? Certo, sono d'accordo, infatti nessuno dei nostri messaggi si rivolge alle donne in questo modo. Noi non diciamo alle donne denunciate, diciamo alle donne chiedete aiuto, chiamate un centro antiviolenza e insieme alle operatrici del centro antiviolenza capiremo insieme qual è il percorso più protettivo per voi, per le donne. E penso sicuramente che ci sia in alcune zone del nostro paese, anche della nostra provincia, ci sono delle lacune, delle falle nel sistema di protezione, lo abbiamo visto, e penso che si stia lavorando comunque molto rispetto a questo per migliorare tutti la nostra risposta nel territorio.
purtroppo è anche vero che l'Italia è stata condannata per ben 2 volte proprio perché non è riuscita a proteggere le donne dalla violenza. Alcune di queste donne hanno pagato con la vita, ancora peggio hanno pagato i loro figli quando si sono messi appunto in mezzo per difendere le madri. Quindi sicuramente è un problema del nostro paese quello di non proteggere adeguatamente le donne vittime di violenza. Questo però non deve non deve far sì che le donne si sentano ulteriormente scoraggiate dal chiedere aiuto. Nella nostra città c'è una rete molto forte, ci sono centri antiviolenza sparsi in tutta la provincia che possono veramente creare quelle condizioni affinché le donne si sentano protette. Spesso quando si raccontano fatti del genere si parla di un raptus di gelosia, si parla di amore, era molto innamorato, non accettava la fine della loro storia. Com'è possibile parlare di amore e di tutto quello che si riferisce all'amore di fronte poi alla violenza e purtroppo anche all'omicidio, all'uccisione di quella donna che tanto amavi al punto da ucciderla? No, è inconcepibile un ragionamento del genere. È inconcepibile oggi, ma se pensiamo che fino a 40 anni fa c'era il delitto d'onore, possiamo capire che questa narrazione è una narrazione che ci portiamo dietro da una cultura che appunto permetteva proprio di vendicarsi di chi in qualche modo ci aveva tradito, e noi vediamo anche nei casi di sangue, nei femminicidi, che la maggior parte di essi si consuma quando la donna decide di abbandonare la relazione, e quindi viene come dire perpetrato un atto che in qualche modo ha a che fare anche con una cultura in cui si pensa che il corpo della donna, le donne in generale, siano una proprietà, in questo caso dell'uomo, e che su di esse si possa decidere appunto anche se possono o non possono continuare a vivere, o anche continuare a vivere libere senza appunto una relazione con il maltrattante. Ovviamente chi narra questi casi con queste parole raptus della gelosia o appunto parole che tendono a romanticizzare un omicidio, un femminicidio, è dentro quella cultura, ancora non ha fatto uno scatto diciamo anche culturale che invece dovrebbe, come dire, porre la questione della violenza contro le donne appunto in un problema culturale che abbiamo nel nostro paese, che deve essere in quel modo letto, ecco. Le cronache dei femminicidi ci raccontano di delitti che arrivano quando appunto la storia è finita, quando magari c'è già una separazione in atto, un divorzio, quando si sta, magari il compagno è semplicemente andato via di casa e si stanno ultimando quelle che sono poi anche le vie legali per la separazione, e avvengono spesso quando l'uomo, il compagno, fissa un appuntamento per discutere magari dei figli, per discutere anche di quelli che sono che dovrebbero essere poi il procedimento, il processo di separazione, ed è quella che poi si rivela essere semplicemente una scusa che ha poi un epilogo ben diverso. Da voi arriva in tal senso proprio un appello alle donne laddove si trovino a ricevere un appuntamento che poi rischia di diventare un ultimo appuntamento? Beh, sicuramente nel caso in cui si abbia paura o si tema per delle ripercussioni, sicuramente di non sentirsi sole, non andare da sole a questi incontri, e avvisare comunque che si sta facendo questo passo, e noi invitiamo sempre le donne insomma a mettersi in contatto sia con il centro antiviolenza ma anche con le forze dell'ordine nel momento in cui temono proprio per la propria incolumità. E sappiamo anche che le forze dell'ordine comunque sconsigliano di accettare questo tipo di incontri, proprio perché appunto si è visto che molto spesso sono appunto come
come ha detto lei, insomma, si trasformano se non in omicidi ma anche in episodi di violenza, quindi ecco, sicuramente accettare sempre una mediazione nel caso in cui ci siano queste richieste, o comunque andare o magari parlarsi al telefono. Adesso ci sono altre modalità, ma ecco, stare sempre molto, molto attente, anche perché a volte può capitare che magari episodi non si siano rappresentati prima, ma proprio nelle separazioni conflittuali possa aumentare questo conflitto ed arrivare anche ad episodi violenti. Ecco, infatti, perché alle volte noi sentiamo, anche magari raccogliendo le testimonianze di persone che conoscevano la vittima, conoscevano l'autore di certi fatti, che dicevano non c'erano segnali prima, non aveva mai dato dimostrazione di violenza, e poi si arriva al fatto efferato. E allora che segnali bisogna cogliere per mettersi in allarme e quindi appunto laddove ci possa essere il pericolo non essere accompagnate, non diventare delle possibili vittime? Se ci sono dei segnali, Ci sono sicuramente dei segnali che purtroppo appunto non sempre vengono letti in modo corretto. Sicuramente appunto anche messaggi particolarmente aggressivi o violenti, anche messaggini che vengono inviati, minacce, anche se magari a volte non vengono prese dovutamente in considerazione, ma io dico anche chi sta vicino alla donna può leggere determinati segnali e può consigliare anche la donna appunto a fare dei passi più cauti, nel senso che a volte le donne, proprio perché chi fa loro violenza è la persona che hanno scelto, che conoscono molto bene e che hanno scelto come compagno di vita, non ci si aspetta appunto di avere determinati comportamenti. Chi sta intorno invece può avere un occhio più diciamo più esterno e più critico. Quindi io dico, anche quando ci sono segnali di controllo rispetto anche agli spostamenti, o controllo rispetto a quello che la donna vuole fare, oppure rispetto anche a come si veste o come spende i propri soldi, insomma segnali di controllo, di gelosia, o anche appunto questi messaggini che avvengono spesso purtroppo con minacce o di morte, o comunque di fare del male a familiari, o anche di danneggiare degli oggetti. Ecco, tutte queste diciamo questi segnali non devono essere sottovalutati. Nella maggior parte dei casi magari poi non portano effettivamente a un episodio violento, ma purtroppo abbiamo visto che invece a volte succede, quindi è meglio prevenire piuttosto appunto che poi dover appunto curare una situazione che a volte non può essere più superabile. Ricordiamo il vostro numero e anche dando degli orari per potervi contattare. Allora, il nostro numero è un numero verde gratuito, è accessibile dal lunedì al venerdì dalle 8 di mattina alle 8 di sera, e 800 81 46 81. Risponderanno operatrici formate e con una metodologia che accoglie tutte le richieste di aiuto e nel modo più caldo e comprensibile per tutte le donne, anche in diverse lingue a seconda della nazionalità della donna che chiama. Il messaggio è: chiedete aiuto, perché vi sapranno aiutare. È importante che arrivi questo messaggio. Sì. Chiamate il centro antiviolenza senza paura, senza nessun timore, non sarete obbligate a dire il vostro nome, nemmeno appunto a denunciare. Il centro antiviolenza è un luogo sicuro per le donne, è un luogo in cui le donne possono anche solo raccontare la loro storia e anche tornare a casa, e nessuno saprà che sono state qua. Grazie a Mariangela Zanni, presidente del Centro Veneto Progetto Donna. Grazie davvero e buon lavoro. Grazie a voi. Grazie.
E questo insomma è l'impegno del centro antiviolenza per aiutare le donne vittime di varie forme di violenza, e spesso violenza che, lo raccontiamo anche noi, avviene all'interno delle mura domestiche, in quel luogo che dovrebbe essere sicuro e che purtroppo invece poi diventa il luogo degli incubi e purtroppo alle volte con epiloghi tragici. Continuiamo con la cronaca, con i nostri aggiornamenti, e parliamo di un blitz delle Fiamme Gialle di Treviso lungo l'autostrada, maxi sequestro in un tir. La Guardia di Finanza di Treviso ha sequestrato 32.721 articoli pericolosi per la salute dei consumatori, prevalentemente di natura elettrica ed elettronica, per un valore stimato di circa 2 milioni di euro. I prodotti sono stati scoperti a bordo di un tir proveniente dal valico di Tarvisio, fermato nei pressi del casello autostradale di Venezia Est da una pattuglia del gruppo di Treviso. Il conducente ha esibito documenti di trasporto e commerciali da cui è emerso che la merce, fabbricata in Cina, è stata sdoganata in Ungheria per poi giungere in Italia via autostrada con destinazione finale Napoli. Tra i prodotti sequestrati articoli per la cucina, frullatori, friggitrice, bilance; per l'auto, sensori di parcheggio, cavi batterie; per la casa e il tempo libero, stereo, fari a LED, telecamere; la cura della persona, piastre per capelli. Gli articoli sono stati ritenuti pericolosi perché sprovvisti delle dichiarazioni di conformità e delle garanzie per la sicurezza dei consumatori. Il conducente e l'importatore sono stati denunciati alla Procura di Treviso per tentata frode in commercio e distribuzione di prodotti pericolosi. Weekend di controlli interforze a Vicenza, adottati dal questore, 26 provvedimenti, espulso un cittadino irregolare. Cinque scatti che hanno immortalato la lunga coda che si era formata questa mattina ben prima dell'apertura del Museo Bailo. Poi, complice il caldo e la fame, era questa la coda verso le 13. Tutti con pazienza in attesa del proprio turno. Lei ha deciso di aspettare seduta in bicicletta? Ma le dirò la verità, la speranza c'è, ma credo che rinuncerò. Ho fatto il ragionamento che avranno fatto in molti, e cioè che la gente è a pranzo, quindi ci sarà poca gente, invece vedo. Ne vale proprio la pena. Noi abbiamo aspettato circa un'ora qua. Siamo arrivati qua alle 9:30 e c'era già la coda. Abbiamo fatto colazione, ci siamo rimessi in coda e un'oretta d'attesa e... Un'ora di... Ne valse la pena comunque. Ma la componente biglietto gratis non sembra l'elemento prevalente, anche se, come si dice, aiuta. Trevigiani. Avete approfittato del fatto che insomma sto fine settimana è gratis? Abbiamo approfittato che è il primo fine settimana. Già l'avevo vista la mostra, però il fatto che era gratis mi ha spinto di più a venire. Proviamo, se riusciamo ad entrare e se no torneremo, dura molto la mostra. Due gli appunti che abbiamo raccolto tra i visitatori. Il primo da questa signora venuta dal Belgio che suggerisce più cartelli in più lingue, mentre il secondo da un trevigiano doc. Sarebbe bello che fosse aperta fino alla sera tardi, adesso in estate, per uno che lavora può finire e poter venire durante il giorno. Pronta la risposta del sindaco, accompagnata dalla soddisfazione di aver registrato oltre 3.000 presenze in appena 2 giorni di apertura. Entusiasmante perché non eravamo abituati a 100, 200 o addirittura questa mattina 300 metri di coda, quindi ringrazio tutti quei visitatori che hanno anche avuto la pazienza per entrare, di aspettare, però sono anche convinto che poi quell'attesa è stata ripagata con le bellezze del Canova. Perché non aprire anche di sera, magari d'estate, così tanti cittadini che lavorano di giorno possono gustarsela? Certamente è un'idea interessante, adesso già domani ne parleremo con gli uffici, capiremo la fattibilità da un punto di vista operativo, però mai dire mai. E naturalmente il servizio che avete visto faceva riferimento alla mostra a Treviso del Canova con le code davanti al Museo Bailo. Ieri mattina i cittadini non solo dalla Marca ma anche, avete sentito, anche molti turisti stanno visitando l'esposizione che è stata inaugurata venerdì sera con l'annuncio dell'entrata libera per tutti i trevigiani nella giornata di ieri. Continueremo poi con la cronaca, ma adesso vado a salutare i miei ospiti. Ringrazio e spero di non sbagliare l'accento, ma mi corregga, la prego, Federico Samaden della comunità di San Patrignano, responsabile della sede a Trento della comunità. È giusto l'accento innanzitutto? Buongiorno. Buongiorno, allora innanzitutto sono due cose che non sono esatte, l'accento è Samaden, però... Sai cosa sapevo?
io sono stato fondatore e gestore della comunità di San Patrignano a Trento, non lo sono dal 2009, quindi per correttezza è giusto. Giustissimo non è giusto puntualizzarlo. dire che io sono di San Patrignano, insomma. Assolutamente. Anche se nel mio cuore lo sono. Assolutamente, immagino, perché poi sono esperienze che restano per sempre. E poi vedo anche collegato il sindaco di Gaiarine, Diego Zanchetta. Buongiorno sindaco, ben ritrovato. Non la sentiamo, sindaco. Vediamo. Così mi sentite? Perfetto, benissimo, ripristinato anche l'audio, benissimo. Allora, insieme a voi parliamo di questo sportello amico inaugurato qualche giorno fa e Samaden, le chiedo subito che cos'è lo sportello amico, a chi si rivolge? Guardi, lo sportello amico è una misura che fa parte delle strategie educative di un territorio. Io presiedo una fondazione di ricerca sociale in Trentino, si chiama Fondazione De Marchi, e stiamo cercando il più possibile di aiutare i territori, cosa che stiamo facendo anche con Gaiarine, affinché gli stessi possano mettere in campo in maniera sinergica, coordinata e strutturata più strumenti con un'unica cabina di regia e quindi ottimizzando tutto, risorse, tempi e reti, con l'obiettivo di migliorare le proprie capacità educanti, diciamo noi. Ecco, diciamo che all'interno di questo lo sportello amico è uno sportello che affronta il tema delle dipendenze con una grande attenzione a quello che vive una famiglia, cioè a come una condizione familiare devastante che accade in ogni famiglia ogni volta che si deve prendere atto, magari dopo lunghi anni, che il proprio figlio usa sostanze. Ecco, questa è una risposta concreta, è una risposta estremamente provata già in altre zone d'Italia ed è quindi una risorsa per ogni territorio, è gestita da genitori e da persone che conoscono il problema, che insieme a altre figure professionali si affiancano a chi ne ha di bisogno, e ne hanno di bisogno innanzitutto le famiglie, che poi portano lì chiaramente i propri figli. Lo sportello amico è uno sportello collegato poi alla realtà dell'associazione di San Patrignano di Treviso e quindi insomma c'è una competenza e una storia potente. Ecco, è importante che anche un comune piccolo come Gaiarine, quindi piccolo magari nei numeri ma non piccolo nel cuore e nella passione educativa, dia un segnale in questo senso. Per me è una cosa importantissima, perché rimettere al centro in quest'epoca così complessa in cui siamo immersi nella paura da oltre 2 anni e mezzo, in cui si è parlato di sanità e di economia, adesso si parla di guerra e poi chissà mai di che cosa si dovrà parlare ancora, ma la mia preoccupazione è che di educazione si parla sempre all'ultimo posto, mentre invece l'educazione non in maniera astratta, ma i processi educativi, quindi la responsabilità in capo ai soggetti che vivono un territorio, è l'elemento attraverso il quale crescono bene o meno bene i nostri figli e quindi quelli che avranno in mano la società. Quindi quando si parla di sostenibilità si parla di futuro, di investimento sul futuro. È curioso che si faccia una grande attenzione alla sostenibilità ambientale e non si faccia altrettanta attenzione alla sostenibilità dal punto di vista della salute dei cervelli dei nostri ragazzi e quindi dei processi educativi. Ecco, diciamo che lo sportello è una grandissima, a mio avviso, è una semplice, apparentemente piccola, ma in realtà grandissima risposta a queste cose. Le dipendenze sono in aumento e le chiedo se la pandemia ha incrementato questo fenomeno. Guardi, la pandemia ha aumentato l'isolamento sociale delle persone, ne ha determinato un'anestesia sociale potente, una trappola, la trappola della paura ha ingessato molti cervelli, molte persone, non solo giovani. In tutto questo la fuga dalla vita, come la chiamo io, quindi l'uso di strategie, di strumenti per fuggire da quello che hai davanti,
è aumentato e quindi anche l'uso di sostanze è aumentato. Sono aumentate, fra l'altro sono in aumento l'uso di sostanze chimiche, il che è molto preoccupante. L'abbassamento dell'età è un altro dato che ci dice insomma che è preoccupante. L'aumento dei tentativi di suicidio in età adolescenziale è quadruplicato dal 2019 ad oggi. Quindi ci sono dei dati che ci dicono male, purtroppo. A che età si inizia a fare uso di sostanze stupefacenti? Guardi, dipende dal contesto in cui uno cresce. Diciamo che vista l'incapacità del mondo adulto di tenere ferma la propria responsabilità educativa anche oltre i 16-18 anni, perché questo dovrebbe essere, ormai è diventato quasi uno sport nazionale quello di raccontare che il proprio figlio deve scantarsi e deve essere già autonomo a 12 o 13 anni. Purtroppo il tema di abbandono educativo è un tema precoce. Primo uso dai 12 ai 13 anni, diciamo, poi dipende dai contesti, ci sono contesti più forti, più problematici in cui si scende anche. Però diciamo che l'adolescenza entra in pieno in quell'età ormai. Parlo da madre di un ragazzo un po' più grande, ma penso a quando aveva 12 anni c'era un controllo, c'è ancora adesso, c'è un controllo. Io mi chiedo com'è possibile a 12-13 anni che si venga in contatto con la sostanza stupefacente, e la domanda successiva è com'è possibile che in famiglia non ce ne se ne accorga, perché poi si dà sempre colpa alla società, ma la società siamo noi, siamo la famiglia, siamo la scuola, siamo lo sport, e allora di chi è la colpa? Io, guardi, gli ho dato i 12-13 anni per farle capire che si è abbassata. Dopo è chiaro che nella media andiamo un pochettino più in là, andiamo a 14-15, però il tema dell'età è strettamente legata a come è stata condotta quella filiera formativa di formazione di personalità in quel contesto familiare. Quindi ci sono tanto più, diciamo, è alto l'abbandono educativo, tanto più è precoce l'età in cui uno incontra cose che sono molto più grandi di se stessi. La famiglia in genere all'inizio non vede perché ha paura, è terrorizzata dall'idea che il proprio figlio usi sostanze, per cui tendenzialmente cerca di rimuovere questa cosa all'inizio. Poi è chiaro che anche lì non si può fare di ogni erba un fascio, ci sono famiglie che hanno più forza, più solidità, e quindi ogni cosa che vedono intervengono subito, altre che invece mettono la polvere sotto il tappeto nella paura, nel terrore che sia così. Poi però prima o poi insomma ci devono arrivare, e quindi diciamo che dipende anche da quanto il contesto che hanno intorno è rassicurante, perché vede, quando uno non ha paura tende a chiudersi in se stesso. Se però vivi in un ambiente avendo questo sportello, io credo che il segnale sarà molto chiaro in questo: non avere paura, non chiuderti in te stesso, vieni, hai una preoccupazione, ti aiutiamo, non sei solo. Ecco, questo secondo me è un bel modo di agire in un territorio. Io so che il territorio di Gaiarine e il sindaco Zanchetta hanno questa sensibilità fortemente, quindi credo che quello che accadrà in questo territorio sarà un qualcosa di molto positivo per le famiglie, per non chiudersi in se stesse nella paura e quindi prolungare il tempo di primo incrocio con il problema. Sindaco Zanchetta, perché la volontà di avere questa realtà nel vostro territorio? Verrebbe spontaneo chiederle, ci sono degli indicatori che anche in un territorio come quello di Gaiarine portano a pensare al problema che entra anche nel vostro territorio, o comunque è una forma di prevenzione anche, cioè sapere, dire alle famiglie guardate che esiste questa realtà, sapete che avete un appoggio nell'eventualità accada, cioè il perché si è arrivati ad accogliere uno sportello così importante? Ma per entrambe le situazioni sicuramente anche Gaiarine non è immune alla problematica della droga, e perché è stata volontà di questa amministrazione, che poi tra l'altro ha trovato consenso anche in altri 15 amministrazioni contigue a Gaiarine, nell'aprire questo sportello, proprio la sintetizzo, per accendere un faro. Se qualcuno vuole illuminare la strada della droga sa che abbiamo questo sportello. Ringrazio sicuramente Federico Samaden,
che lascerei parlare solo lui perché ogni volta veramente ti tocca. Ringrazio l'Associazione Amici di San Patrignano nella persona di Elisabetta Rizzetto, che è la coordinatrice e la responsabile, la Giuseppina, che è una volontaria che seguirà appunto lei lo sportello. Chi meglio di chi ha vissuto il problema sulla propria pelle sa essere di aiuto e di supporto a altre persone che stanno vivendo questo problema. Samaden, le famiglie come arrivano allo sportello? Qual è la richiesta d'aiuto che viene fatta inizialmente? E soprattutto c'è anche una vergogna che accompagna poi l'approcciarsi a queste realtà? Guardi, la risposta sicuramente Elisabetta Rizzetto dell'Associazione di San Patrignano di Treviso gliela darebbe molto attuale, molto più attuale. Io faccio riferimento a quanto nella mia vita, nei miei 25 anni a San Patrignano ho vissuto e ho visto anche gestendo la comunità, quindi e credo che le cose non siano cambiate. Le posso dire che io li vedo a scuola, dirigo una scuola e quindi vedo quanto le famiglie siano terrorizzate, impaurite, ma anche capaci di diventare disattente, cioè di quanto questa paura le porti a una disattenzione. Quindi quando arrivano allo sportello, presumo arrivino estremamente impaurite, disperate, con la disperazione peggiore che un genitore può provare, cioè con la paura che il proprio figlio muoia. Questa è la cosa più terribile per un genitore. E quindi con un grande bisogno di essere rassicurati. Dopodiché deve iniziare un percorso che porta quella famiglia non solo a essere rassicurata, ma a essere portata alla consapevolezza che deve mettersi in discussione, cioè che deve, senza assolutamente dare colpe, quindi senza aumentare il livello di chiusura e di difesa di una famiglia, bisogna che un adulto che ha dei figli e in quell'ambiente familiare da qualche parte si è sviluppato un problema, tutti devono mettersi in discussione. E quel mettersi in discussione è il lavoro che in genere le associazioni fanno di affiancamento, perché non c'è cosa che può aiutare di più che vedere qualcuno come te che magari l'anno prima ha vissuto la stessa situazione, ci è passato dentro e quindi ti può aiutare con competenza. Ecco, questo è lo scenario con cui le famiglie si rivolgono allo sportello. Chiaramente poi inizia un percorso che dipende da ogni famiglia, che è esattamente come per i ragazzi che entrano in comunità. Ogni ragazzo poi ha la sua storia e decide quant'è la sua volontà, quanto vuole mettere in campo per realmente salvarsi, perché comunque da qualsiasi parte la si giri, sia drogarsi che uscire dalla droga è comunque un atto di decisione personale e quindi bisogna caricarselo sulle spalle, farlo proprio e assumerselo. E quindi questo, c'è il libero arbitrio, questo mondo, e quindi ognuno decide per sé. Io credo che sia molto importante che noi si diffonda la cultura della solidarietà, del non lasciare mai solo le persone quando sono in difficoltà, del cercare di capirle per non giudicarle. Questo è quanto io cerco di promuovere da quando ho conosciuto questo argomento. Perché il sistema educativo in tutte le sue forme è in sofferenza, è in crisi? Scelga lei la parola migliore. Ma perché guardi, perché educare è una cosa molto impegnativa, non è complicata, ma è molto impegnativa perché non è una cosa che puoi delegare, la puoi fare insieme ad altri, ma devi assumerti tu la centralità di quel processo. E quindi quando il mondo adulto ha incominciato a capire che era veramente impegnativo, veramente faticoso dialogare col proprio figlio, dedicargli tempo, togliere tempo a se stessi, alle proprie ambizioni, ai propri lavori, alle proprie cose, per dedicarlo alla cosa più importante, che era accompagnare alla crescita come uomo o donna libera i propri figli. Il mondo adulto ha fatto un errore in una parte consistente e purtroppo in crescita ha deciso di delegare ad altri e ha incominciato ad alleggerirsi la coscienza dicendo ma ci pensa la scuola, ci pensa il prete, ci pensa la chiesa, l'oratorio, l'associazione sportiva, ci pensano tutti, tranne che caricarsi sulle spalle questo grosso impegno.
Poi, non ultimo, quando non sapeva più a chi delegare, si è messo le mani in tasca, ha delegato ai soldi, ha dato 50 euro al proprio figlio per tenerlo tranquillo. Diciamo che il tema di accompagnare un ragazzo a essere un uomo, un ragazzo e una ragazza, essere un uomo e una donna liberi in questa società è un tema impegnativo, ed è per questo banalmente accade che le persone preferiscono non farlo. Non perché sono contrarie teoricamente, ma perché proprio siamo un mondo in cui la fatica non la vuol fare più nessuno, ma non vale solo per l'educazione. Siamo ormai da 30 e passa anni, a 40 anni immersi in un sistema che ha potenziato le scorciatoie, le cose più facili. Di fronte a una strada giusta che però è faticosa si preferisce scegliere quella più facile, anche se questa magari viene meno a dei principi. E questo è quello che è accaduto nell'educazione. Non solo il mondo adulto ha fatto questo, ma ha costruito anche delle sorte di giustificazioni teoriche perché questo potesse essere giustificabile. Quindi, ad esempio, non so, una per tutte, dire che i propri figli devono essere autonomi, devono scantarsi, via, allora via, 12 anni, 13 anni, via, devono saper fare. E in questa maniera spesso li si carica di un'autonomia che i ragazzi vogliono in quella fase, quindi che prendono ma che non sanno gestire, e quindi poi accadono i guai, perché se tu smetti per comodità tua di seguire quella costruzione di autonomia e la dai per scontata, fai un danno enorme a tuo figlio, perché lui poi si ritrova vittima di non essere capace di gestire una cosa che ha ricevuto. Sindaco Zanchetta, chiudo con lei, la responsabilità passa anche attraverso le amministrazioni comunali, l'attenzione verso questo problema, e quindi entra anche l'amministrazione in questo sistema molto molto importante di rete sociale. Assolutamente sì, noi amministratori abbiamo il privilegio di osservare il territorio dall'alto. Osservarlo dall'altro, chiaro, magari è più facile fare come quei genitori che raccontava poco fa Federico, mettere la testa sotto la sabbia e delegare ad altri il risolvere il problema. Per quanto riguarda questa amministrazione, ma devo dire anche di tante altre amministrazioni, il cuore e l'attenzione a questo particolare problema, che ricordo, ahimè, non è l'unico che abbiamo, ma comunque nello specifico non possiamo non farci carico. Quindi abbiamo moralmente l'obbligo, se poi troviamo anche amministrazioni come quella con la quale io condivido appunto questa politica del governare il comune di Gaiarine, trovo anche una maggiore attenzione nel dedicare uno sportello a questa tematica. Dico sempre, l'importante è far rete. Se a Gaiarine c'è uno sportello amico di San Patrignano, è bello che nel comune limitrofo ci sia una sinergia con tutte le altre amministrazioni per fare qualcos'altro, e l'altro comune ancora per mettere a terra ancora qualcos'altro e qualche bel progetto che possa servire alla comunità. Pur vero che è bello ristrutturare una scuola piuttosto che asfaltare una strada, ma nella scuola e nella strada devono passare uomini veri, uomini formati, e il tema della droga è trasversale e ahimè non aiuta sicuramente questo. Grazie al sindaco di Gaiarine, Diego Zanchetta, grazie davvero per la sua analisi molto molto interessante. Federico Samaden, presidente Fondazione De Marchi, grazie davvero ad entrambi. Grazie e buon lavoro. Grazie, arrivederci. Grazie. Arrivederci. Grazie. Noi ci fermiamo per l'ultima pausa pubblicitaria, tra poco. Rieccoci in diretta, ancora la cronaca per vedere l'esito e il bilancio dei controlli interforze nel weekend a Vicenza. Raffica di controlli nel weekend, aree calde della città presidiate con ispezioni a tappeto disposte nelle zone dove i cittadini segnalano fenomeni di degrado urbano, spaccio e illegalità. Operazione interforze concentrata sia nel centro storico di Vicenza sia nella prima periferia, che ha portato all'identificazione di 272 persone, di cui 102 con precedenti.
Bilancio dell'attività che ha riguardato da Campomarzo a Parco Querini, da Ponte Alto ai Giardini Salvi e ha portato all'adozione da parte del questore Paolo Sartori di 14 avvisi orali, 11 fogli di via, anche un ordine di allontanamento a carico di un tunisino di 42 anni, privo dei titoli per restare nel nostro paese e con precedenti, che è stato accompagnato alla frontiera per essere rimpatriato nel paese d'origine. In chiusura, prima di salutarvi, vi ricordo il sondaggio lanciato in apertura di questa diretta. Il quesito è quello che vedete in sovrimpressione: alpini e presunte molestie, sospendere le adunate. Ci riferiamo alla petizione sul web lanciata nei giorni scorsi all'indomani dell'adunata, della 93esima adunata degli alpini a Rimini e delle presunte molestie che ci sarebbero state durante questa 3 giorni di adunata. Una petizione per chiedere che le adunate vengano sospese per 2 anni. Allora, se la vostra risposta è sì, il numero è lo 0422 16 26 691, se la risposta è no, il numero è lo 0422 16 26 690. Vi ricordo che la chiamata è gratuita ed è sufficiente uno squillo perché la vostra risposta venga correttamente registrata, e sarà correttamente registrata anche se sentirete dall'altro capo il segno di occupato. Non preoccupatevi perché è tutto regolare. L'esito del sondaggio questa sera nel corso di Ring, che torna puntuale a partire dalle 21:15 in diretta su Antenna 3. È davvero tutto per questa nostra prima edizione. Vi lascio le previsioni meteo. L'informazione di Antenna 3 torna puntuale questa sera a partire dalle 18:30. Grazie ancora per averci seguito e buon proseguimento di giornata. Locanda Canareggio, ristorante con cucina tipica stagionale e pizzeria con forno a legna a Rovarè di San Biagio di Callalta. Benvenuti al meteo. La terza settimana del mese inizierà all'insegna della presenza dell'anticiclone africano. Bel tempo e caldo in intensificazione. Vediamo il dettaglio di lunedì 16 maggio. Sul Veneto avremo un ampio soleggiamento, dal pomeriggio consueta instabilità tipica del periodo, con qualche temporale sui monti che potrebbe interessare anche le zone pianeggianti attorno. Temperature ancora in lieve aumento, minime tra 13 e 19 gradi, massime comprese invece tra i 25 e i 30 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, cielo sereno anche qui, occasionali acquazzoni in montagna nelle ore pomeridiane. Temperature minime tra 14 e 18 gradi, massime sui 27 e 30 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove inizialmente avremo tanto sole, a seguire qualche temporale a carattere sparso. Temperature minime intorno ai 14 gradi, massime sui 28-29 gradi. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. Locanda Canareggio, ristorante con cucina tipica stagionale e pizzeria con forno a legna a Rovarè di San Biagio di Callalta.